stare nei tempi e sfruttare il tempo per poter sentire le relazioni. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Federica De Cordova, sono una ricercatrice all'università qua a Verona e quindi sono qua a darvi il benvenuto non solo formale per questa occasione, che per il mondo accademico non è comune. Quindi noi siamo molto contenti e direi anche orgogliosi di avervi qui, e per questo vi ringraziamo ARI, l'Assemblea Nazionale, che ha scelto di qualificare, se vogliamo, in qualche modo anche l'Accademia, trovandosi oggi qua e venendo da tutta Italia. Sottolineo questo aspetto, come dicevo, non in maniera formale, perché io faccio parte di un gruppo di ricerca che si chiama HIT, che ha fatto la scelta, ha identificato degli interessi che sono molto vicini alle cose di cui vi occupate. Potrei dire, forse con una presunzione, che però proviamo, almeno dalla nostra parte, ad occuparci di cose simili, chiaramente dalle posizioni diverse che ognuno di noi rappresenta. In questo senso TILT collabora molto, diciamo il primo interlocutore diretto sono le mattonelle, di cui poi parleremo, e insieme, diciamo, siamo qua, TILT e mattonelle, ad ospitarvi come Unimat, quindi come questo gruppo di ricerca che è fatto da persone che stanno dentro l'università e persone che stanno fuori, che stanno nella pratica, sul campo, accomunati da una voglia di conoscenza, da una voglia di comprendere. Quindi questo è il presupposto che ci porta oggi ad essere qua insieme e a scambiarci questa mattinata credo delle cose interessanti, dei miei pensieri. Dico due parole, e poi passo la parola un po' sul senso che ha per noi dal punto di vista dell'Accademia occuparci di queste tematiche, occuparci della terra, diciamo. Dal nostro punto di vista la terra oggi ha una nuova centralità, e questo lo dico nei termini in cui si parla spesso anche in termini mediatici, piuttosto che in contesti, diciamo, più allargati, di quelli che possono essere oggi di mode, di questo ritorno alla terra come un ritorno al passato. In realtà quello che dal nostro punto di vista come gruppo emerge, avvicinandosi e cercando di capire che cosa succede, è che il rapporto con la terra, la necessità di rinnovare una relazione, di rinominare, di ripensare un rapporto con la terra, è il nucleo che ci permette in realtà di comprendere, di entrare in una comprensione più profonda di quelle che sono le dinamiche del nostro tempo. Credo che questo sia l'elemento che abbiamo in comune, l'interesse che abbiamo in comune e che portiamo qua oggi. Dico soltanto alcuni punti che stanno caratterizzando la nostra ricerca e che forse possono essere degli elementi che verranno dibattuti più avanti e su cui possiamo interloquire. Che cosa vuol dire questa nuova centralità della terra? Cioè con degli occhi nuovi, chiamiamoli. Vuol dire poter parlare, poter avvicinarsi al fatto che il sistema dominante in cui oggi tutti siamo immersi è un sistema violento, un sistema che provoca sofferenza, che provoca malessere. È una nuova centralità nei termini in cui ci consente di parlare non solo di una sovranità alimentare, ma ci permette di parlare di che cos'è oggi la sovranità, di chi oggi ha accesso ad una sovranità, e quindi calandolo anche poi
a livello più dei cittadini, dove sta l'empowerment, dove sta la capacità di poter agire nei contesti delle persone. Ci parla di una relazione rispetto al lavoro, di una relazione con l'oggetto del lavoro e come questa relazione con l'oggetto del lavoro spesso provoca alienazione nelle persone. E questo è una dimensione che basta aprire un giornale oggi per avere presente di quanto tutto questo ci pervade oggi, questa sofferenza pervade oggi la nostra società. Ci consente, questo come persone che lavorano all'università ci interessa particolarmente, ci consente di ripensare i modi in cui viene costruito sapere, in cui viene costruita conoscenza, in cui viene trasmessa. Che cosa oggi è il sapere sensato che vale e come può essere trasmesso. E quindi diciamo che in generale, io che sono una psicologa, ci consente di avere un occhio diverso su che cosa vuol dire oggi star bene o star male. Il grosso centro per noi è queste scelte sono scelte di ricchezza o di scarsità. Che cosa c'è dentro queste parole che forse prima e più di altre devono essere nominate, devono essere rifondate. Io passo la parola adesso a Fabrizio Garbarino, che appunto fa gli onori di casa veri e propri e ci auguro a tutti un buon lavoro. Grazie Federica, mi presento brevemente, sono Fabrizio Garbarino, sono presidente nazionale di ARI e sono un allevatore di capre cooperativo nella Langastigiana, in Piemonte. E io a nome di ARI ringrazio voi per l'ospitalità, per averci messo a disposizione questa aula molto capiente, che speriamo che si riempia ulteriormente nei prossimi minuti che vengono, e ringrazio voi tutti che siete qui a nome dell'Associazione Rurale Italiana e ringrazio in maniera particolare anche chi ha organizzato questa bella giornata, e se mi permettete un ringraziamento forte a Francesco Benciolini, che si è dato da fare in maniera credo importantissima, in un gruppo sicuramente molto professionale da questo punto di vista. Bene, esauriti questi ringraziamenti non formali, anche i miei sono assolutamente non formali, credo che oggi siamo qui per poter dare un ulteriore segno di cittadinanza, nel senso che questo progetto che noi abbiamo messo in piedi insieme alla Confederazione Paysanne, alla CNA, che poi vi presenterò, sono qui presenti, che si chiama nel quadro della Via Campesina Europa, il coordinamento europeo di Via Campesina, e si chiama InfoPac, serve proprio a questo, serve a che noi cittadini, qualsiasi lavoro ne facciamo, prendiamo di nuovo coscienza e prendiamo in qualche modo atto che le politiche agricole che questo continente, questa Unione Europea porta avanti da anni, devono essere completamente riviste e devono essere di nuovo uno strumento in favore di quello che è l'agricoltura contadina, agroecologica e solidale. Cioè devono ritornare a essere, o devono esserlo, perché purtroppo se sulla strada è stata smarrita ormai molto tempo fa, uno strumento per cui tutte le persone hanno di nuovo in mano questa sovranità appunto alimentare, ma questa sovranità di governance che in questi anni abbiamo visto smarrita nei meandri dell'agroindustria, dell'industria conserviera, delle multinazionali dell'alimentazione, banche, assicurazioni, tutte quelle realtà che hanno in qualche modo messo un grosso monopolio su quello che è il discorso agricolo, non sull'agricoltura, perché noi non siamo marginali, i contadini di questo continente non sono marginali, siamo in 12 milioni, i contadini di piccola scala sono la maggioranza schiacciante, ma come ci è stato raccontato tutto questo in questi anni
ci vuole far credere esattamente il contrario. Noi siamo un retaggio appunto del passato, che siamo qualcosa che sarà sicuramente superato da una competitività, una performance, qualcosa di molto fumoso che sta molto lontano da noi e che non dà a noi la possibilità, cittadini qualunque, di poterci nutrire e vivere bene, stare bene in una dinamica non violenta. Mi è molto piaciuta la presentazione di Federica, perché è proprio questo: si è creata una spirale di violenza delle persone sulle persone, dei produttori fra di loro, proprio per perseguire questo obiettivo di distruzione sistematica dell'agricoltura contadina a cui noi ci opponiamo, e questi progetti servono appunto a noi ad avere maggiori strumenti per capire la realtà, e alla cittadinanza tutta, a prescindere dal lavoro che essa fa le persone, a rendersi conto quali sono i rischi in gioco, ma quali sono anche le opportunità che ci si aprono se queste cose vengono in qualche modo, fanno parte poi della nostra quotidianità e, scusate il termine, della nostra lotta quotidiana per le cose, perché migliorino le cose. Detto questo progetto, appunto, come vi dicevo, è un progetto che c'è a livello europeo, che in Italia si compone di incontri come questi, ne sono stati fatti all'Università di Cosenza, all'Università di Cassino, verranno fatti all'Università di Torino tra marzo e aprile. Quindi è diciamo un tour, ma un tour nel senso che con le realtà importanti locali si costruiscono degli eventi, non sono i contadini che girano come il baraccone Orfei per le università, ma è una collaborazione con quel mondo accademico che ci troviamo molto bene a coinvolgere in queste questioni. D'altra parte ci sono degli eventi delle città, che si chiamano cascine in città, in cui i contadini si mostrano per quelli che sono, e lì poi ci saranno cose da dire, e poi ci sono dei momenti chiaramente anche di audiovisivi, eccetera. Ne è stato fatto uno a Roma, il Festival delle Terre, è stato fatto a Cagliari, sarà fatto anche a Torino durante un festival che si chiama Flores, a cui vi invito a partecipare al mese di aprile. Tutti i momenti per approfondire appunto la vicinanza e la vicinanza smarrita fra la governance dell'agricoltura di questo paese e di questo nostro continente e la cittadinanza, una governance che vogliamo tornare a riappropriarci. Per fare questo appunto abbiamo aderito a questo progetto e qui in rappresentanza dei partner abbiamo Judith Carmona della Confederazione Paysanne, che si presenterà poi meglio da sola, Gonzalez della CNA, della CNA, che è la Confederação Nazionale dell'Agricoltura del Portogallo, e poi abbiamo un partner che viene un po' più vicino, ma neanche troppo, che è Nino 40 di SOS Rosarno, una realtà molto importante con cui da anni collaboriamo in modo specifico sulla questione dei lavoratori agricoli migranti, ma non solo. Come vedete carne a fuoco c'è tanta, quindi io mi tacito. L'ultima cosa che volevo dire è rispetto a come viene recepita l'agricoltura. Ultimamente abbiamo visto, e l'Expo di Milano purtroppo ce ne dà un esempio, un'agricoltura bella, nel senso patinata. Ecco, quella è l'agricoltura, è la bella senza anima, per parafrasare un noto cantante. Noi vogliamo ridare l'anima a un'agricoltura che è bella a prescindere da queste cose, da questi mega eventi, ma che l'anima siamo noi contadini e voi coproduttori insieme a noi. Grazie. Allora, io nel lasciare il palco lascio la parola ai relatori che sono stati citati e introduco Lucia Bertel, Antonio Nicolini e Michele Bottari, che insieme a Francesco sono una parte di UniMat, e vi spiego brevemente che adesso non ci saranno delle relazioni, ma ci sarà un po' un dialogo tra loro che svilupperà questa parte della mattinata.
Allora, iniziamo con una domanda per capire le tre persone che sono qui a portare la loro esperienza, da dove vengono e cosa portano qui, l'arricchimento che ci daranno in questa giornata. Allora, iniziamo da Judith e la domanda è proprio chi sei e quale esperienza porti qui e come la politica comunitaria riesce ad agire sui contadini francesi e come i contadini francesi reagiscono. Des paysans de l'impact sur les paysans français, mais aussi quel est l'impact des paysans français sur la PAC. In termini concreti lei parla io traduco oppure tutti capiscono il francese? No. Beh, c'è un altro microfono, però. Guarda. Sì. Staccalo. Così facciamo una cosa da televisione. Bonjour. Mon traducteur s'installe. Il traduttore si... Mon traducteur personnel. Vuol dire acceso? Voilà, sì. Voilà. Buongiorno a tutti, eccoci. Oui, donc je suis venue ici parce que je suis tout d'abord paysanne. E sono qui prima di tutto perché sono una contadina. Je suis paysanne dans les Pyrénées, dans le sud de la France. Et je dois vous dire que je n'ai pas été très dépaysée quand ce matin j'ai ouvert les fenêtres, car je viens d'une région qui est à peu près semblable à celle-ci, avec une grande montagne et beaucoup de vergers et de l'élevage tout autour. Quindi devo dire che vengo da una regione dei Pirenei e quando questa mattina ho aperto la finestra tutto sommato mi sono sentita un po' a casa perché c'erano delle montagne lontano, c'erano degli alberi da frutta, c'era freddo, quindi insomma mi sono sentita a casa in qualche modo. Nous sommes donc dans des pays très semblables. Quindi viviamo in paesi che si somigliano abbastanza. Alors, je ne sais pas si je dois là présenter un peu la Confédération paysanne. Je pense que je vais le faire. La Confédération paysanne, c'est un syndicat de paysans et des travailleurs de la terre. C'est un syndicat qui est né en 1987 du rassemblement de paysans de gauche qui ont créé la Confédération paysanne. Et, excuse-moi. Non so se vi devo parlare della Confederazione Paesana, però lo faccio perché mi sembra importante. La Confederazione Paesana è un sindacato di contadini e lavoratori della terra, nato nel 1987 da contadini e lavoratori della terra di sinistra, quindi con un'apertura diciamo, politica collocata nelle organizzazioni di sinistra. C'est un syndicat qui a gagné sa représentativité au fil des années, car je sais que c'est un peu différent en Italie, mais nous avons une représentativité syndicale, et ça pour nous c'est très important, parce qu'au moment des élections, nous réalisons auprès des paysans un score électif. Et ça c'est très important pour nous. Ça veut dire que ça nous permet d'être présents partout, au niveau local, régional, national, chaque fois qu'on parle d'agriculture. E sa che l'Italia funziona in maniera molto diversa, ma in Francia funziona sopra un sistema di rappresentatività di tipo elettorale, quindi un'organizzazione sindacale pesa o non pesa se rappresenta, se viene eletta, se i suoi membri vengono eletti ad incarichi che sono locali, regionali e nazionali. Questo gli dà diritto a una legittimità fondamentale per avere il diritto a mettere in bocca su tutte le questioni di politica agricola a livello nazionale. Notre projet, le projet de la Confédération paysanne, c'est l'agriculture paysanne que nous défendons partout. Nous, pour ça, deux manières de la défendre. D'une part, nous sommes un syndicat de négociation, nous sommes à la table chaque fois qu'on va parler de politique agricole.
Nous sommes là pour défendre, notre premier rôle c'est de défendre les paysans dans les lois, de défendre les paysans au moment de la PAC. Nous avons créé au moment de la PAC des groupes de paysans qui sont allés négocier chaque petit bout de la PAC. Nous sommes présents à la table des négociations. Ça c'est très important. Noi siamo sindacato e un'organizzazione. I nostri compiti prioritari che ci siamo dati sono da un lato di essere un sindacato e di essere seduto in tutti i luoghi in cui si negozia la politica agricola e per difendere l'agricoltura contadina. In tutti i tavoli, in tutti i momenti in cui questo viene discusso, noi ci siamo e siamo seduti in un tavolo di negoziazione. In questo agiamo come un sindacato. Nel momento in cui è stata negoziata la PAC è stato costituito un gruppo all'interno della Confederazione Paesana che ha seguito tutti i negoziati e che è stato presente in tutti i tavoli. Aggiungo io, lei ha parlato di un sindacato contadino, noi pensiamo ai funzionari, loro non funzionano così, loro sono i membri della Confederazione Paesana, quelli che vanno a discutere, sono contadini, non sono i funzionari che vanno. C'è giusto expliquer perché noi si on pense que quand on parle de quelqu'un d'un syndicat qui va négocier, c'est les fonctionnaires. Non. Donc je spécifie. Voilà, ce sont les paysans qui vont négocier. Sono i contadini che vanno a negoziare. Alors, nous avons négocié, mais bon, nous ne gagnons pas, hein, nous ne gagnons pas toujours. Abbiamo negoziato, ma non è che vinciamo, a volte vinciamo, a volte perdiamo. Alors, par ailleurs, nous sommes un syndicat de négociation, mais nous sommes aussi un syndicat de lutte, un syndicat qui va dans l'action. Donc, vous avez dû entendre parler très récemment peut-être d'actions que nous avons conduites contre l'industrialisation de l'agriculture, par exemple, avec les 1000 vaches. Nous nous heurtons donc à l'industrialisation de l'agriculture en ce moment, mais nous avons même subi un procès important il n'y a pas très longtemps. C'est aussi aller, par exemple, occuper les organisations qui s'occupent de semences et qui mettent en place des règles qui ne vont pas dans le sens de l'agriculture paysanne. C'est aussi, par exemple, aller occuper le siège de Cargill, multinationale qui pousse très fortement dans les accords de libre-échange pour la libéralisation de l'agriculture, pour la financiarisation de l'agriculture. C'est aussi... Je le note. C'est aussi, de manière peut-être plus proche des paysans, lutter contre le bouclage électronique qui, à notre sens, va dans le sens de cette industrialisation de l'agriculture et qui n'est pas nécessaire. C'est quelque chose qui n'est pour nous pas nécessaire dans notre activité de tous les jours. Sì che siamo un sindacato di negoziazione, siamo seduti ai tavoli, però siamo anche un'altra cosa, siamo un sindacato di mobilitazione, di lotte, di iniziative, di azione diretta. Probabilmente avete sentito parlare di alcune di queste cose, la mobilitazione forte contro l'industrializzazione dell'allevamento da latte, la famosa stalla da 1000 vacche, è stata un'azione di resistenza che ha dato vita a manifestazioni anche forti che hanno dato vita a sua volta a un processo e quindi ci si può essere avete condanne per le 1000 vache o no? Oui, nous avons été condamnés, oui. Sì, ha dato vita a un processo e sono stati condannati per le azioni che hanno condotte. Però non è solo questo tipo di azioni, per esempio le azioni dirette le facciamo anche occupando un'istituzione che stabilisce le leggi sopra le sementi, che a noi non piacciono, e quindi occupiamo un'istituzione pubblica se è il caso. Oppure abbiamo occupato la Cargill, come sapete la Cargill è una delle grandi 4 imprese multinazionali che controllano in particolare il commercio internazionale dei grani, perché sta spingendo per l'approvazione degli accordi di libero scambio, in particolare con gli Stati Uniti e Canada, che si chiamano TTIP, e per dimostrare loro che non eravamo assolutamente d'accordo. Però poi facciamo anche delle forme di resistenza molto più immediate che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni di ognuno di noi. Per esempio la lotta che abbiamo condotto contro la marcatura elettronica delle capre e delle pecore, qui giustamente Fabrizio e io siamo molto d'accordo con loro, perché per un motivo semplice,
Cioè, questi sono soltanto procedimenti che ci vengono imposti per costringere a organizzare, in questo caso l'allevamento, in modo industriale, ma non servono a nessun modo né agli animali, né al contadino, né all'allevatore, non servono a nessuno questo tipo di procedimenti. Et enfin, parce que nous pensons que tous ces combats, nous ne pouvons pas les mener tout seuls. Nous sommes aussi un syndicat qui souhaite s'adresser à l'ensemble de la société civile. Et pour ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes, et je suis référente dans ce projet-là, nous nous sommes engagés dans ce projet Envie de paysans, parce que c'était pour nous un moyen de venir dire aux citoyens, voilà ce que nous pensons de l'agriculture paysanne, voilà ce que l'agriculture paysanne, en quoi l'agriculture paysanne peut être un bien commun. Ça concerne tout le monde, ça concerne l'environnement, ça concerne l'alimentation, ça concerne, qu'est-ce que j'ai oublié? L'économie. Voilà. Donc aujourd'hui, ce projet-là est très important pour nous parce qu'il nous donne les moyens de discuter avec vous de quel projet commun nous pouvons construire. Ma non siamo soltanto un sindacato contadino, no? Pensiamo che da soli non andiamo molto distante, quindi siamo un sindacato che si rivolge alla società e che vuole lavorare con la società civile in particolare. Questo progetto è un esempio, è un progetto che ci serve a dimostrare sì che abbiamo bisogno di contadini, ma che la politica agricola, l'agricoltura, l'alimentazione e tutti gli aspetti che sono collegati all'agricoltura, alle serie che facciamo, riguardano tutta la società e non riguardano soltanto noi contadini. Est-ce qu'on regarde l'état? Chi controlla l'état? Non, j'arrête. Avete ancora qualche minuto? Minuto, no. Ah, je vais Tu as conclure. encore quelques minutes encore, mais peut-être pour la partie plus personnelle. Ce qui fait de savoir qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que je fais, Je moi les connais, les Italiens. Oui, c'est ça, elle n'a pas l'air trop paysanne. Hein. C'est ça, pourtant je suis bien paysanne. Donc je suis dans une... Je vais peut-être finir juste par notre actualité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'actualités, mais aujourd'hui, on va dire que nous sommes en train de préparer notre intervention sur le climat. Nous menons une réflexion sur le climat, en quoi l'agriculture paysanne peut-être est une vraie alternative au changement climatique, en quoi c'est une agriculture qui refroidit la planète. Nous sommes aussi en lutte contre les accords de libre-échange qui risquent de mettre à mal beaucoup de filières agricoles en Europe, particulièrement l'élevage. Et enfin, une de nos actualités, c'est très certainement aussi encore et toujours la difficulté d'accès à la terre. Mais nous avons beaucoup d'activités. Mais je sais, je vais finir. Voilà, je vais finir. No, dopo, solo per concludere un po', vabbè, oltre a tutto quello che vi ho raccontato, che altro facciamo in quest'anno? Per il 2015 i temi prioritari sono quello del rapporto tra agricoltura e il cambio climatico. A dicembre ci sarà la riunione globale sul negoziato sul cambio climatico a Parigi. E il secondo elemento su cui ci occupiamo con forza è la resistenza agli accordi di libero scambio, in particolare come allevatori, perché sono estremamente negativi, hanno un impatto estremamente negativo sull'agricoltura, sull'alimentazione, ma anche nel settore dell'allevamento. E l'ultimo tema centrale è quello dell'accesso alla terra, su cui cominciamo a mobilizzarci. Bah alors je vais finir par ce que je fais, ma vie. Voilà, donc je suis en fait dans un groupement agricole d'exploitation en commun de 6 personnes. Nous sommes éleveurs, mais éleveurs de beaucoup d'animaux. Nous sommes prioritairement éleveurs de vaches dans les Pyrénées, élevage extensif. Nous produisons des veaux, nous sommes en bio, en agriculture bio. Nous sommes aussi éleveurs de canards. Alors là, je ne suis pas parfaite, hein. Pour les Italiens, c'est pas du tout parfait, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Je ne vous emmène pas mes produits en Italie. Nous vendons tout localement.
savoir que tous nos veaux sont vendus, et nos canards, tous nos produits sont vendus à 10 km de chez nous, sur le marché local. Nous faisons aussi, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup de paysans ici, de l'agritourisme, puisque nous avons aussi des chambres d'hôtes et une ferme auberge. J'ai vu aussi, hier en discutant, j'ai entendu que les réglementations pour exercer ce type d'activité n'étaient pas du tout les mêmes en Italie. Il y a beaucoup de différences entre ce que peuvent faire les paysans en France et ce que peuvent faire les paysans en Italie, notamment en ce qui concerne la vente directe et la restauration. Il y a beaucoup de différences. J'ai une famille, mes enfants, j'ai 2 garçons qui veulent être paysans, un garçon qui est en train de s'installer avec nous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je te lo dico d'abord, comme ça. Allora, dice, intanto appunto, che cosa facciamo? Ecco. La prima cosa è che siamo in un GAEG, non è una cooperativa, esiste evidentemente solo in Francia, è un gruppo di interesse comune di estremamente semplice gestione amministrativa. Sono 6 persone, sono tutti allevatori con un tipo di allevamento molto diversificato, una parte in estensivo in cui allevano vacche, fanno la linea vacche vitelli e quindi producono vitelli, e poi l'altro per le anatre e le oche, su cui ho detto probabilmente voi non sarete d'accordo, che lo fanno il patè, molto famoso, lo dico io, molto famoso e molto buono, e quindi molti si oppongono al modo di produzione del patè di fegato di oca. Poi evidentemente fanno anche agriturismo, hanno le camere d'albergo, c'è qualche camera per l'ospitalità, in più hanno un auberge ferme o una ferma auberge, un'azienda albergo che è una cosa diversa dall'agriturismo. Sì, è tutto veramente dentro un'azienda agricola. Cioè, insomma, per capirci qui fra italiani, io aggiungo a quello che ha detto lei, non è uno che aveva i soldi, che si è comprato il castelletto e fa finta di fare agriturismo o l'albergo in campagna. No, i contadini stessi che gestiscono hanno trasformato un pezzo dell'azienda, diciamo, dei casali in albergo. C'ho una famiglia con 2 ragazzi, di cui uno ha deciso già che vuole continuare il mestiere di contadino, e quindi stiamo facendo l'integrazione nella struttura del GAEG, nella struttura che non è neanche familiare, un po' più della famiglia, diciamo, per poter poi fare il seguito della gestione di questo gruppo di allevatori. Alors, je finirai juste en disant que aujourd'hui, l'organisation syndicale en France me permet et permet aux paysans qui sont au niveau national de participer à la réflexion, à la construction de toutes nos réflexions, parce que nous pouvons être remplacés chez nous. Et ça, c'est très important. Je suis aujourd'hui secrétaire national à la Confédération paysanne. Nous sommes 7, 2 femmes, 5 hommes. Et nous passons, ce sont les paysans qui aujourd'hui ces paysans-là passent entre 3 et 4 jours par semaine pour représenter les paysans de la Confédération paysanne. Donc c'est ce temps-là, pendant ce temps-là, nous sommes remplacés dans nos fermes. Nous ne sommes pas rémunérés, mais par contre, il y a quelqu'un qui travaille pour nous dans nos fermes, pendant que nous travaillons pour l'ensemble des paysans. Et ça, c'est très important, parce que s'il n'y a pas ça, genre, les petits paysans, on ne peut pas aller au ministère, aller dire, ben nous, l'agriculture paysanne, c'est comme ça qu'on la voit, c'est pas autrement. Voilà. Donc je pense qu'il faut que les paysans, on soit aussi dans la démocratie. Il faut que nos structures, il faut qu'on revendique ça, il faut qu'on revendique une place pour exprimer réellement nos choix. Et ça, aujourd'hui, c'est possible, mais ça a tendance à... Il faut toujours se battre pour ça, toujours se battre pour avoir une voix. Voilà, je finirai par ça.
Grazie. Merci. No, voglio terminare però su una questione importante. Noi come organizzazione sindacale in Francia, il nostro livello nazionale, lei ha detto una cosa ancora più precisa, noi contadini che siamo alla direzione nazionale della COF, partecipiamo direttamente alle attività e facciamo vivere l'organizzazione. Considerate che appunto, lei è uno dei 7 segretari nazionali della CONF, dice io passo da 3 a 4 giorni di impegno a settimana tra Parigi e altri posti per seguire la CONF. Nessuno di noi è remunerato per questo incarico. Gli incarichi dentro la CONF non sono remunerati, però abbiamo qualcosa che è veramente unica, perlomeno per l'Italia, che quando io, in quanto dirigente sindacale della CONF, vado alle riunioni, vado al Ministero, viaggio, vengo qui, sono sostituito in azienda da qualcuno che fa il mio lavoro. Cioè, questa è stata una lotta dura di democrazia per poter effettivamente esprimere la propria voce. Ed evidentemente è estremamente difficile per i contadini poter esprimere la propria voce se non c'è questo modo di organizzare la democrazia. Concludo dicendo, vi segnalo comunque che non è un regalo e che dobbiamo continuamente batterci per poter far sentire la nostra voce, anche se abbiamo questa possibilità, che è stata una scelta della COF, aggiungo io, fin dall'inizio, di non avere funzionari pagati o non pagare i quadri nazionali, ma di avere questo meccanismo che consente in fondo a tutti di partecipare. Grazie. Ecco, la seconda domanda la pongo a José. Posso solo fare, perché mi sono dimenticato di dire una cosa importantissima. Sì, allora, non ho presentato per una cosa Antonio Norati, che è del Centro Internazionale Crocevia, che farà le conclusioni ed è contadino, adesso fortunatamente anche in pensione, quindi è una forza importante per l'associazione e ci fa la traduzione. E poi Alessandra Turco, che sta facendo anche la traduzione, quindi senza di loro tutto sto non sarebbe possibile, quindi è importante che lo sappiamo e che li ringraziamo anche a priori. Basta. Allora, oltre alla domanda di cosa rappresenti, quale esperienza ci porti qui del Portogallo, l'altra domanda è un argomento che ha aperto Judith, che sono questi trattati di libero scambio tra Stati Uniti, Canada ed Europa. Se puoi dirci qualcosa di più e come questo tu lo vedi che impatta sui contadini del Portogallo, la vostra esperienza proprio. Bem, antes de mais dar-vos bons dias cerco di tradurre simultaneo, dare il benvenuto. E agradecer em nome da Confederação Nacional da Agricultura della Confederazione Nazionale dell'Agricoltura e em nome do Comitê Coordenador da CBC o convite dirigido pelo ARI e anche del Comitato Dirigente del Coordinamento Europeo Via Campesina para estar aqui a participar nesta conferência e depois para participar na Assembleia Geral do ARI. Ringrazio per questa possibilità di partecipare ai nostri lavori. Eu chamo-me José Miguel, sou um agricultor a tempo parcial. Sono contadino a tempo parziale. Projeto que iniciei há 4 anos. In un progetto che è iniziato 4 anni fa. Beneficiei de uma ajuda à primeira instalação do Programa de Desenvolvimento Rural de Portugal. Num programma di sviluppo rurale del Portogallo. É projeto pequeno, eu tenho 1,5 hectares. Ho 1,5 ettari. Localizado numa região de montanha, onde a principal produção é a produção de carne, caprina e bovina. In una zona montagnosa dove si produce in particolare carne di bovini. A minha produção principal e que foi a base do projeto é a produção de mirtilos. E oltre a questo c'è la produzione di mirtilli.
Mas tenho também a produção de outros frutos e hortícolas. Altre frutta e ortaggi. Começo, este é o primeiro ano em que vou ter já alguma produção significativa. E adesso per il primo anno abbiamo già delle produzioni abbastanza buone. Entretanto, a minha atividade profissional eu iniciei na Confederação Nacional da Agricultura de Portugal em 1995, depois de ter tirado eu tenho formação agrícola. Nel 1995 ho iniziato a lavorare nel sindacato portoghese E desde 2008 estou responsável dentro da CNA pela parte internacional, pelo trabalho internacional. Sono responsabile per quello che riguarda i rapporti internazionali dentro nel sindacato portoghese dei contadini. Pertenço à direção nacional da CNA. Partecipo nella direzione del CNA, cioè il sindacato dei contadini. E desde há 2 anos sou membro também do comitê coordenador da CEBC. E da 2 anni sono membro del coordinamento del comitato del coordinamento europeo via Campesina. Falar-vos um pouco também da Confederação Nacional da Agricultura de Portugal. É uma organização de pequenos agricultores e da agricultura familiar. Il nostro sindacato è fatto da piccoli contadini. É uma organização que já tem 35 anos de história e de caminho. Ha già 35 anni di storia, esiste da 35 anni. É uma organização que não tem diretamente associados os campesinos, os agricultores. Não tem? Associados, não tem como membros diretamente agricultores, mas sim organizações de agricultores. Non ha come soci singoli contadini, ma organizzazioni di contadini. Temos cerca de 67 organizações associadas. Quantas? 67 organizzazioni associate in questo CNA. São organizações, umas de âmbito regional, outras de âmbito nacional. Organizzazioni di ambito regionale o nazionale. Umas que são multissetoriais e outras que são especificamente de um único setor de produção agrícola. Alcune di queste sono multisettoriali, altre invece rappresentano un settore particolare dell'agricoltura. Sobre a questão específica em relação ao Tratado Transatlântico. Allora, mi chiedete sul Trattato Transatlantico. É com grande preocupação, houve uma grande alteração em termos da estratégia utilizada para se alcançar a questão do livre comércio ao nível global. Ci preoccupa molto perché ci porta verso un libero commercio a livello di continenti. De facto, as negociações em termos da OMC não avançavam e hoje aquilo que vemos é que por parte da Europa e por parte dos Estados Unidos. Questo sorge perché come Organizzazione Mondiale del Commercio non erano riusciti a stabilire degli accordi e allora hanno aggirato l'ostacolo e cercano di arrivare a questa liberalizzazione del commercio attraverso accordi intercontinentali. Há de facto uma alteração de estratégia e como não se conseguia por via de um acordo global este livre comércio, a Europa e os Estados Unidos estão atualmente a negociar aquela que será a maior região de livre comércio à escala mundial. Quindi è una strategia nuova perché cercano di arrivare a quello che volevano prima con l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ad arrivarci attraverso questi accordi fra i grandi continenti. E que de facto a concretizar-se
levará a que outros acordos, nomeadamente entre a Europa, Mercosul, também acabarão por se vir a concretizar. E cercano appunto di concretizzare questa loro strategia con accordi, possono essere diversi, non solo questo, ma anche Mercosur e altri accordi. E, por certo, para todos os pequenos agricultores e para a agricultura familiar, estes acordos não serão de todo benéficos. Certamente per noi piccoli contadini non saranno accordi che ci porteranno delle cose positive, ma al contrario. E penso que para 2015 este será dos principais temas de trabalho a nível das organizações nacionais e a nível da Coordenadora Europeia Via Campesina. Penso che nel 2015 questo tema sarà uno dei temi principali delle organizzazioni nostre, non solo portoghesi ma internazionali. Grazie. Adesso Nino, la stessa domanda, ti presenti quello che succede, che fate nella piana di Gioia Tauro e come tu vedi le politiche agrarie che stanno portando avanti in Europa dal punto di vista dei contadini della Calabria. Bene, intanto mi associo a tutti i ringraziamenti che sono stati fatti prima da Fabrizio e dagli altri. È un momento molto importante questo, perché determina un incontro non solo tra contadini, ma anche, come si diceva prima, un incontro che deve assolutamente coinvolgere tutta la società civile, perché il problema anche dei contadini è un problema fondamentalmente culturale. Allora io vivo in una regione, in un posto della terra dove oltre ai problemi culturali cui accennavo prima, cioè che l'agricoltura, soprattutto la piccola agricoltura, viene azzerata dalla grande distribuzione organizzata, ci sono anche degli altri problemi contingenti, che sono problemi storici e sono problemi anche attuali. I problemi storici sono il fatto che la piana di Gioia Tauro, dove io vivo e opero assieme a molte altre persone, è stata considerata sempre un serbatoio di voti da parte dei governi centrali che si sono succeduti da 30 anni a questa parte almeno. E questo ha determinato una distruzione anche fisica. Se pensiamo alla piana di Gioia Tauro, dove si voleva costruire il quinto centro siderurgico e poi non si è fatto nulla, noi vediamo che in quel posto, che era uno dei posti più fertili d'Italia, adesso c'è un deserto di capannoni abbandonati dove non si fa niente. Il porto di Gioia Tauro, che potrebbe funzionare molto di più, viene adibito soltanto a un transshipment di container che arrivano da varie parti del mondo, e non viene per esempio adibito a un ruolo che sarebbe molto importante, cioè quello di portare i prodotti dalla Calabria o dalla Sicilia verso il nord Italia e il nord Europa, evitando così il trasporto su gomme
veramente non è neanche utilizzata la ferrovia. Cioè l'Italia ha una conformazione nord-sud dove potremmo utilizzare benissimo il trasporto via mare e non lo facciamo. Per quanto riguarda il turismo, anche qui non c'è nessuna occasione, zero. Se voi pensate che noi siamo di fronte alle isole Eolie e la gente potrebbe molto tranquillamente andare alle isole Eolie o in Sicilia, e questo invece non è stato assolutamente considerato. Ma i problemi storici, non sto qui a spiegarvi, a elencarli tutti, ma voi sapete benissimo che la Calabria, in generale il sud Italia, come altre regioni d'Italia, avrebbero potuto vivere con le loro ricchezze. Ora, la ricchezza fondamentale per la Calabria è l'agricoltura e il turismo, e sono le due cose che sono messe più sottotono da parte dei governi centrali, soprattutto. A questo ci aggiungiamo una cultura che deriva da varie vicissitudini, anche queste storiche, che è la cultura mafiosa, la cultura della sopraffazione e la cultura che io chiamo del quieto vivere, cioè che la gente non è interessata a sviluppare altri percorsi, ma gli piace vivere in quel modo anche se sa di essere sottomessa, perché la popolazione sa di rappresentare un serbatoio di voti, per esempio nella piana di Gioia Tauro, però accetta passivamente. In questo quadro ci sono varie organizzazioni, tipo la nostra che si chiama SOS Rosarno, ma altre organizzazioni che cercano di dare un'altra visione culturale, agendo praticamente, per esempio noi stiamo agendo nel campo dell'agricoltura, ma anche in termini culturali di altro tipo. Per esempio vicino a noi, in un paese che si chiama Cinque Frondi, un gruppo di persone ha creato in un vecchio frantoio un grande movimento di giovani che si interessano di teatro, si interessano di portare avanti un altro tipo di spettacolo che non è quello dato dalla televisione. Per quanto riguarda gli accordi internazionali a cui prima accennavano sia Judith che José, questi è ovvio che sono una rovina, se si vuole, più ancora della rovina che c'è prodotta dalla grande distribuzione organizzata, perché non fanno altro che azzerare completamente il piccolo produttore. Perché se noi pensiamo che dagli Stati Uniti o dal Canada o da altre parti che coinvolgono questo trattato, con questo trattato vengono inviate merci in Italia, ad esempio, o in Francia, sempre più a basso costo, è chiaro che questo strozza i piccoli produttori. Non c'è altra via. Come si scriveva in un nostro documento che abbiamo discusso in questi giorni in Assemblea Generale, è come in un'arena di gladiatori, c'è qualcuno che vince e qualcuno che è destinato a soccombere, e quelli che vincono sono sempre di più i grandi
produttori, la grande distribuzione organizzata che impone il prezzo. Quelli che perdono sono i piccoli, che sono azzerati completamente. E vi dico solo due paradossi che stanno succedendo in questo momento anche lì nella piana di Gioia Tauro, direi soprattutto lì nella piana di Gioia Tauro. Allora, voi avete sentito prima dagli interventi di Giuditta e anche di José che i loro sono dei sindacati che non c'è, dove non c'è un ufficio con delle persone addette a difendere, diciamo, i diritti dei lavoratori, per esempio, ma sono loro stessi che si occupano di questo. Qui invece in Italia abbiamo dei sindacati un po' diversi. Il primo paradosso che vi vorrei dire è quello della Coldiretti. Voi sapete che la Coldiretti è uno dei maggiori sindacati italiani dell'agricoltura. Ebbene, la Coldiretti in questo momento ha applaudito all'accordo che si è fatto nella piana di Gioia Tauro Rosarno, per cui la Coca-Cola vende il succo di Rosarno nell'Expo. E la Coldiretti, ripeto, ha fatto un plauso a questo, non pensando che la Coca-Cola è la stessa Coca-Cola che un paio di anni fa è andata via da Rosarno perché è stato detto giustamente che la Coca-Cola, come tutte le altre grandi multinazionali, sfruttano i lavoratori. Noi ad esempio l'anno scorso abbiamo fatto un'azione anche contro la Coop Italia e abbiamo fatto una semplicissima domanda. Abbiamo detto: che cosa fate voi riguardo al lavoro? Come viene pagato un lavoratore? Come viene pagato un produttore? Perché non mettete il prezzo trasparente, come per esempio la nostra organizzazione fa e da cui ha avuto il successo in tutta Italia che ha? Loro non ci hanno mai risposto perché non sono interessati a rispondere a questo tipo di domanda. Ci hanno chiesto un incontro privato che noi ovviamente abbiamo rifiutato perché abbiamo detto che l'incontro deve essere pubblico, trasparente, e non hanno risposto. Il secondo paradosso che sta succedendo in questo momento a Rosarno è che anche il comune di Rosarno si è associato alla campagna della vendita di arance in tutte le piazze d'Italia a favore della ricerca contro il cancro. Il nostro nuovo governatore della regione, assieme al sindaco di Rosarno, assieme al segretario regionale della Coldiretti, hanno fatto questo accordo per distribuire le arance di Rosarno per la ricerca nazionale contro il cancro. Ebbene, il paradosso è che queste arance non sono arance biologiche, ma sono arance convenzionali. E a nessuno è venuto in mente che come minimo si dovevano distribuire arance biologiche. Concludo con, siccome mi è stato anche chiesto, con il lavoro che facciamo noi, concludo brevissimamente. Il lavoro che facciamo noi è il rapporto non solo con i GAS, con i gruppi di acquisto solidali di tutta Italia, ma con tutte le realtà che appunto hanno a cuore di cambiare questo tipo di cultura. È per questo che noi siamo orgogliosi anche di far parte di ARI, per esempio, perché secondo me tutte le realtà
che hanno a cuore di cambiare questo tipo di cultura devono lavorare assieme per poterlo fare. Noi domenica scorsa abbiamo avuto un incontro a Reggio Calabria con tutte le realtà della nostra zona. Era presente ad esempio un'organizzazione di permacultura di Lamezia Terme, era presente ad esempio l'Università di Cosenza, erano presenti dei centri sociali, eravamo presenti noi come SOS Rosarno e abbiamo stabilito che ci dobbiamo vedere più spesso per cercare di trovare prima di tutto tra di noi nel territorio una connessione per poter operare attivamente su questa cultura. E dopo abbiamo pensato che è bene vederci anche una volta al mese e collegarci con tutte le varie realtà d'Italia, primi tra tutto i gas, che rappresentano, secondo noi, una delle prime forme democratiche, veramente democratiche. E poi si deve lavorare a tutti i livelli per la rappresentanza, eccetera. Concludo veramente dicendo che l'unica cosa, se mi è permesso di dire pubblicamente, è che i gas, che sono, ripeto, uno dei primi gruppi di democrazia diretta, dovrebbero badare e guardare maggiormente alla visione politica e culturale, non solo alla genuinità del prodotto, perché il prodotto è buono e deve essere buono, però ci deve essere anche dietro l'etica. Grazie. Grazie. Allora, cominciamo con un giro di domande che volevamo fare ai nostri tre ospiti e lo facciamo in ordine inverso, quindi la prima domanda sarà ancora per Tino. Vogliamo un po' gettare una luce su questo ambiente un po' cupo e vedere, cioè la domanda sostanzialmente è come se ne esce. Già Dino nelle sue conclusioni ha citato un rapporto con le associazioni di consumatori, chiamiamole così, un rapporto con la società civile, cioè come se ne esce, quindi il nemico, chiamiamolo così, è la grande distribuzione organizzata, sono le multinazionali, come si fa a intavolare concretamente un rapporto fra produttori e coproduttori, li abbiamo chiamati prima, e quindi a me interessa soprattutto, perché in questo momento insomma, chi conosce la realtà dei gruppi di acquisto solidale sa che si tratta di una forma un po' larvaria, ancora di nicchia. Come si fa a gestire la transizione fra questo momento, quindi dominio del sistema violento della grande distribuzione organizzata, e un ideale futuro in cui il contadino è in rapporto diretto con il coproduttore. Un discorso anche che riguarda un po' anche l'eliminazione della competizione fra contadini, che è uno dei problemi che il sistema violento ha imposto a una struttura sociale che invece non aveva la competizione come elemento determinante. Bene, rispondo a questo portando sempre il solito esempio, che è quello della contaminazione culturale. A Reggio Calabria domenica scorsa c'era con noi una ragazza che opera a Valencia e loro a Valencia, attorno alla città, hanno costruito una rete di produttori che coltivano gli orti e hanno, assieme a questi produttori, costruito una rete di persone di tutti i livelli, intellettuali, artisti, tutto, per operare
operare nel loro territorio, operare fattivamente, e sono riusciti a imporre alla municipalità di Valencia che i prodotti per esempio consumati nelle scuole venissero comprati, perché genuini appunto ed etici, venissero comprati da questa organizzazione. Quindi hanno fatto un legame tra tutti quelli che ci sono nei dintorni di Valencia per poter agire attivamente. Io ho detto in altre occasioni che il contadino calabrese, per esempio, prima, per usare una espressione leopardiana che mi sta molto a cuore, con un picciol campo riusciva a mantenere la famiglia, e non solo, riusciva anche magari a pagare qualcuno che andasse a lavorare per lui. Oggi questa cultura non esiste più, perché si bada solamente al profitto, anche da parte dei contadini, badate bene, non solo da parte della grande distribuzione. E allora è il modello culturale che deve cambiare, è il pensiero che deve cambiare, perché con un piccolo campo, con delle attività sane, si può vivere dignitosamente. Noi quest'anno con i nostri amici africani che sono nella nostra associazione e lavorano con noi, abbiamo avviato l'esperienza degli orti collettivi. Cioè abbiamo piantato pomodori, peperoni e quello che si pianta tra primavera ed estate. Questi orti collettivi non ci hanno dato guadagno, chiamiamolo così, però ci hanno fatto ripagare le spese, ma in compenso hanno stabilito un legame tra noi, che è un legame culturale, appunto. Cioè a dire, tutti noi abbiamo deciso che si può vivere in quel modo, che si andava a lavorare e si andava a lavorare per vivere dignitosamente. Il messaggio che deve passare secondo me è proprio questo, è il messaggio che questo tipo di visione va cambiata, bisogna attuare una inversione di rotta, un'inversione di tendenze, per cui bisogna mettere al centro l'uomo, le sue necessità intellettuali, fisiologiche anche, ma bisogna mettere al centro l'uomo, la persona, non bisogna mettere al centro assolutamente profitti e non bisogna soprattutto agire con le stesse direttive con cui agisce questo sistema che sappiamo tutti com'è. La prossima domanda verte sull'accesso alla terra da parte dei giovani. Anche qui da noi vediamo che ci sono dei giovani che vorrebbero coltivare la terra, ma l'accesso alla terra è molto difficile per i costi e per le regole che ci sono. Per cui vorremmo sapere in Portogallo se avete gli stessi problemi e come li state affrontando. Bem, em Portugal, em primeiro lugar, referir que o recurso de terra é bem escasso. Allora, devo dire all'inizio che il bene terra ha un costo basso in Portogallo. É um recurso escasso. Un ricorso è un bene scarso. È un bene scarso, cioè non c'è molto. Sim, quer em quantidade, quer em qualidade. Sia in qualità che in quantità. Por outro lado,
temos perdido superfície agrícola útil. E abbiamo perso superficie agricola utilizzabile. Só nos últimos 10 anos perdemos 6% da superfície agrícola útil. 6% abbiamo perso in questi ultimi 10 anni di superficie agricola utilizzabile. Não só através da florestação, como a questão do eucalipto, non solo attraverso l'estensione degli eucalipti nelle foreste di eucalipto, através também das próprias obras públicas, nomeadamente autoestradas, anche per espropriazioni pubbliche per fare strade, mas também para a questão da construção civil e para a parte do turismo, nomeadamente com os campos de golfe. per cementificazione e anche per fare dei campi da golf. Em Portugal temos problema grave de concentração do recurso terra. Abbiamo un problema di concentrazione del costo della terra. Não, da terra, do recurso. Ah, sì, una concentrazione della proprietà della terra. 3% das explorações 3 detêm 2/3. Il 3% della popolazione dei proprietari. Il 3% dei proprietari hanno il 75% della terra. 75% della terra. Controllo. 3%, 65% da terra. 65% della terra. Al 3% del... 3% das explorações, 65% da terra. 7% detêm 75% da terra. 7% detengono il 75% della terra. É problema que, em termos de concentração da terra, que acaba por ser superior ao problema, por exemplo, que tem o Brasil. È ancora peggio della situazione del Brasile in questo senso. Onde os mesmos 75% são possuídos por 15% das explorações. In Brasile il 75% è posseduto dal 15% dei possidenti. E sabemos bem que o Brasil é conhecido pelo seu grande latifúndio. E sappiamo come il Brasile è trattato come la nazione del latifondo. Outro problema que temos com a questão da terra é a utilização da própria terra, da superfície agrícola útil. Altro problema è quello della utilizzazione della terra, come viene utilizzata questa terra. Em Portugal, os prados e pastagens permanentes, sì, la zona di pascoli permanenti tem vindo a aumentar de forma muito exponencial, muito grande. È molto aumentata questa superficie di pascoli permanenti. Em 1989, nell'89, as pastagens permanentes em Portugal ocupavam 21%. Occuparono il 21% nell'89. 10 anos depois, em 99, as pastagens permanentes já ocupavam 36% da superfície agrícola útil. 10 anni dopo occupano il 36% della superficie utilizzabile. E em 2009 as pastagens permanentes já ocupavam metade, 50% da superfície agrícola útil. Nel 2009 addirittura il 50% della superficie agricola utilizzata era occupata dai pascoli permanenti. Já a terra arável tem feito o caminho contrário. Em 89 tínhamos 58% de terra arável. Al contrario, la terra arabile nel 58 era del 50%. No. Em 89 tínhamos 58% nell'89 de terra arável. Il 58% delle terre era arabile. E em 2009 já só tínhamos 32%. Nel 2009 32%, cioè c'è un calo di questa terra arativa. Isto
demonstra bem o efeito da própria política agrícola comum e a questão do desligamento das ajudas. Questo è una dimostrazione degli effetti della politica agricola dell'Europa. De facto, em Portugal é possível, porque estas pastagens permanentes não são pastagens permanentes que em grande parte estejam a alimentar animais. Ma in gran parte questi pascoli permanenti non servono per alimentare il bestiame. Unicamente servem para receber ajudas diretas. Ma soprattutto, principalmente per avere gli aiuti diretti della PAC, della politica agricola comune. E assim, de facto, a questão do acesso à terra é um problema grave em Portugal e que tem consequências ao nível do envelhecimento do tecido agrícola. Allora questo è un grosso problema per chi vuole accedere alla terra e contemporaneamente c'è un invecchiamento di chi lavora la terra. Portugal é dos países da União Europeia há 27 que tem o tecido agrícola mais envelhecido. O tecido agrícola, a popolação agrícola mais envelhecida. Ah sì, è uno dei 27 paesi dell'Unione Europea che ha un invecchiamento della popolazione agricola maggiore. 45% dos agricoltores têm mais de 65 anos. 45% dei contadini ha più di 65 anni. E apenas 2% dos agricultores portugueses têm menos de 35 anos. E solo il 2% hanno meno di 35 anni. E este processo de envelhecimento da população agrícola tem sido constante e mesmo a questão das ajudas que estão integradas no Programa de Desenvolvimento Rural têm sido insuficientes para contrariare este envelhecimento. Le politiche agricole, pur parlando di aiuto contro l'invecchiamento della popolazione, non fanno un'azione veramente efficace su questo, favorire i giovani, mi pare di aver capito. Neste último programa de desenvolvimento rural, nós instalamos em Portugal, através deste programa, cerca de 1000 jovens por ano. 1000 giovani per ogni anno, per entrare in agricoltura. Questo era il programma dello sviluppo rurale del Portogallo. Mas para estabilizar a questão do envelhecimento, ma per stabilizzare un'azione contraria all'invecchiamento, nós precisávamos de integrar na agricultura portuguesa 10 vezes mais jovens do que aquilo que estamos a conseguir instalar. Avremmo bisogno di facilitare l'introduzione dei giovani in agricoltura 10 volte maggiore di quello che era nel programma di 1000 all'anno. Porque ao mesmo tempo que se instalam estes 1000 jovens, os 300.000 produtores que temos envelhecem também um ano. Perché finché si installano 1000 giovani, ci sono 300.000 che se ne vanno, per cui non invecchiano e poi se ne vanno. Ah sì, no, infatti gli agricoltori sono 300.000 e ogni anno si pensa a 1000, ma questi invecchiano di un anno, questi 300.000, e quindi questa misura... Quindi non è efficace, insomma, questa misura, è una cosa un po' di facciata, mi sembra. Isto para concluir que não é, em termos de políticas, não basta haver linhas de apoio à instalação dos jovens agricultores, é necessário de facto haver uma outra politica de acesso à terra. Quindi non basta fare delle leggi o delle decisioni politiche, bisogna avere un atteggiamento diverso riguardo
l'entrata dei giovani alla terra. Haver uma outra política em termos de apoio técnico aos jovens que se instalam. Appoggio tecnico per i giovani che si installano in agricoltura. E haver também uma outra política em termos da questão dos serviços públicos essenciais no interior. E anche avere un'altra politica come assistenza a questi giovani che si mettono in agricoltura. De facto, em Portugal, quer por via, para além de não se penalizar fiscalmente a não utilização da terra, si parla della necessità di penalizzare l'utilizzazione della terra non dal punto di vista fiscalizzare, insomma, se la terra non viene utilizzata per il suo uso che dovrebbe avere. Para além de não haver esta penalização fiscal, ainda se promove, por via das ajudas diretas, a manutenção desta situação. Non ho capito bene. Como é? Para além de não se penalizar fiscalmente o não uso da terra, por exemplo, estas pastagens permanentes que não estão a ser utilizadas, ainda se acaba por promover, através das ajudas diretas, que tudo assim se mantenha. Da una parte di fiscalizzare l'uso della terra, però contemporaneamente aumentare la pressione fiscale sulle terre agricole non utilizzate, per esempio quelle da pascolo e da campi da golf permanenti, in modo tale che diminuisca l'appetibilità a usare la terra in quel modo, traendo solo vantaggio dalla PAC. Per cui se vuoi ridurre il peso, il danno che produce la PAC, devi mettere un sacco di tasse sopra quelli che hanno la terra o per un uso non agricolo o per un falso uso agricolo come i paschi, per aumentare l'estensione dei seminativi, perché il problema grave è che se c'è solo il 30% a seminativi in un paese che è piccolo, che sta tra il mare e le montagne, c'è un problema anche di produzione nazionale. Na aplicação desta reforma da PAC em Portugal, havia a oportunidade, através da definição daquilo que é superfície agrícola elegível, de fazer com que houvesse uma ligação das ajudas à produção efetiva. Sì, importante sarebbe al contrario di quello che è la regola della PAC, facilitare l'uso vero della terra per le produzioni agricole. Invece la PAC non facilita questo, la PAC dà i premi a superficie. Aquilo que estava a dizer é que havia a possibilidade, dentro desta reforma da PAC, de os Estados definirem aquilo que é superfície agrícola elegível, que se pode candidatar às ajudas diretas. Quindi si vorrebbe che si definissero le caratteristiche della terra che ha diritto a degli aiuti della PAC, non qualsiasi terra, ma quella terra che viene effettivamente utilizzata dai contadini per produrre. Sim, por exemplo, poderia-se considerar que estas pastagens permanentes que ocupam 50% da superfície agrícola útil, per esempio, questo 50% di pascoli che occupano le superfici agricole utilizzabili, só poderiam ser elegíveis se tivessem, de facto, determinado encabeçamento animal. Cioè, queste superfici dovrebbero poter disporre di aiuti solo se effettivamente servono all'allevamento di animali. Poderia-se considerar que as áreas de culturas permanentes apenas poderiam ser elegíveis se essas culturas permanentes de facto estivessem
em boas condições. Sì, ad esempio anche se queste colture che sono messe in queste terre, se sono in condizioni veramente di essere mantenute in condizioni buone, queste terre potrebbero avere gli aiuti, ma no se vengono messe delle colture che poi sono abbandonate e solo per avere degli aiuti vengono praticate. Questo è un po' il senso. Mas apesar de todo o nosso déficit agroalimentar, nada disto foi aproveitado. E a superfície agrícola elegível para as ajudas diretas é toda a superfície que esteja capaz de vir a produzir alguma coisa, mas na verdade não tem que se produzir para continuar a beneficiar dessas ajudas diretas. Noi siamo in deficit alimentare e per cambiare dovremmo fare in modo che queste superfici siano veramente produttive per la nostra alimentazione dei portoghesi. No. Allora l'ultima domanda per Judith. È stato molto interessante, Judith, l'esperienza della sostituzione nel tuo lavoro per consentirti di fare l'attività sindacale politica, e credo che questo sia anche, come dire, una possibilità in più per le donne di poter permettersi di fare un'attività extra lavorativa oltre a tutto il carico che solitamente c'è. Ecco, ti faccio ora una domanda, diciamo a partire da questo luogo, l'Università di Verona, che è molto conosciuto per la produzione di pensiero femminile. E ti chiedo se sia all'interno del tuo sindacato, ma anche più in senso allargato, in via Campesina, nel vostro movimento, c'è diciamo un'idea, un pensiero, uno scambio, una riflessione di donne contadine rispetto a una prospettiva sull'agricoltura, ma anche come l'agricoltura si inserisce in una società, si dovrebbe inserire in una società diversa. Est-ce qu'il y a une pensée féminine qui se développe? Est-ce que les femmes s'organisent pas seulement par rapport à la vie de productrice, je dirais, mais aussi dans leur place dans la société? Je fais un raccourci, mais c'est ça l'essence de la vie. Oui, alors, je ne pense pas être interrogée sur le rôle des femmes. Chez nous, à la Confédération paysanne, celui qui s'occupe de la commission femmes, c'est un homme. Spero che non mi state chiedendo di parlare del ruolo della donna, perché alla Confédération paysanne il responsabile della commissione donne è un uomo. Mais ce n'est pas un problème. Mais non è un problema. Voilà. Donc, effectivement, il y a, dans un premier temps, comment les femmes peuvent-elles faire partie du débat. Tout à l'heure, je parlais du débat démocratique, mais comment elles sont dans ce débat démocratique? Ça, c'est le premier sujet. Parce que c'est bien d'avoir des pensées, mais encore faut-il qu'elles soient partagées, enfin, exprimées et partagées. No, la prima questione è una questione più legata veramente alla democrazia, perché è bene avere un pensiero, ma prima di questo bisogna avere l'occasione poi di condividerlo, non solo quindi di produrlo, ma di condividerlo e di poterlo affermare in qualche modo. Nous savons qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes viennent dans l'activité paysanne en France. Le dernier recensement a montré qu'il y a une forte augmentation de femmes dans l'agriculture.
Est-ce que c'est un bon signe? Mais est-ce que ça veut dire que... autrefois, elles sont parties. Aujourd'hui, elles reviennent. On peut se demander qu'est-ce que les femmes trouvent dans l'agriculture? Qu'est-ce que ce métier leur apporte? Quelle place elles peuvent y prendre qu'elles ne prenaient plus, par exemple? Quels sont les changements qui s'opèrent au niveau des fermes? Oui. Allora, intanto quello che vediamo anche dai dati che in questi anni cresce la presenza delle donne nell'agricoltura francese, sempre di più. È chiaro che questo è un buon segno, però la questione è questo ritorno perché, che cosa ci trovano e soprattutto che posto vi possono prendere nell'agricoltura francese. Sur le premier sujet, comment nous exprimer? Je veux dire qu'aujourd'hui, sur le même modèle que la représentation politique, dans quelque temps nous avons des élections politiques en France qui sont des élections très locales, des élections départementales. Il a été décidé, et c'est absolument obligatoire, de mettre 2 hommes, 2 femmes. C'est pour nous quand même, je trouve, un moment, c'est assez important, parce que le monde local, c'est, l'élection locale, c'est l'expression de la problématique rurale pour nous. C'est vraiment là que les ruraux peuvent exprimer leurs soucis en matière de services publics, en matière d'école, en matière de comment on va gérer tout ce qui fait notre environnement, parce que c'est sûr, nous sommes paysans, mais nous avons besoin de tout cet environnement. Donc c'est important qu'on soit aussi, que les paysans et les paysannes soient aussi dans ces lieux de décision politique. Sì, ci vediamo come ci esprimiamo in quanto donne. Intanto, per esempio, le prossime scadenze politiche sono scadenze politiche locali, molto locali, e per noi sono molto importanti perché a livello locale si esprimono tutte le problematiche che interessano le popolazioni rurali, perché i nostri problemi non sono solo quello di essere dei contadini, abbiamo bisogno dei servizi pubblici, di tutto l'insieme di condizioni di vita che poi vengono gestite a livello locale. Et la proposta, ça c'est la proposition de la conf ou c'est la... Non, je prends juste un exemple de politique, mais je viendrai la conf après. Non, mais c'est la loi nationale qui dit 2 hommes, 2 femmes. Oui, c'est une loi nationale. Donc il faut, dans les candidatures, voilà. 4 candidatures, voilà. il y a 2 hommes. Oui, 2 hommes. No, e per legge nazionale, Francia per paese, per legge nazionale nelle candidature ci devono essere almeno 2 uomini e almeno 2 donne. Quindi questo consente una presenza marcata, perché obligatoria, per legge dello Stato. Dans la même idée, nous avons à la Confédération paysanne, nous ne pouvons, si nous envoyons en représentation dans notre organe politique des hommes, il faut que nous envoyions aussi des femmes. Nous ne pouvons pas envoyer des hommes s'il n'y a pas de femmes. Donc nous avons réglé, pour nous la parité est inscrite dans nos statuts aussi. Donc pour nous c'est très important qu'il y ait des femmes, parce qu'elles apportent effectivement un regard différent. Per quello che riguarda le regole della CONF, questo sta nello statuto fin dall'inizio, in qualunque delegazione di rappresentanza un uomo non può mai andare solo, deve essere sempre quindi accompagnato, quindi è un duo, un uomo e una donna, oppure un moltiplicativo di questo. Ma sta già nello statuto della CONF, quindi da questo punto di vista per noi questo non è una novità. Alors, est-ce que, admettons que nous participions de manière très démocratique au débat partout où c'est possible, dans le monde paysan, de ma vision, je trouve que les femmes apportent beaucoup dans les fermes, à l'échelon de la ferme. Elles sont très souvent impliquées dans des activités qui sont de transformation, de vente. Elles s'intéressent à la qualité des produits. Je trouve qu'elles ont un vrai rôle dans la trasformation des fermes aujourd'hui. Per quanto riguarda invece il discorso più aziendale, ritengo che le donne apportino moltissimo alla vita dell'azienda,
in particolare non solo nella trasformazione ma per esempio nel controllo qualità dei prodotti e nella commercializzazione, nei modi anche che tutto questo viene realizzato. Par exemple, sur les marchés locaux, ce sont vraiment beaucoup de femmes qu'on retrouve. On retrouve beaucoup de femmes aussi dans tout ce qui est innovation dans la transformation des produits. J'ai beaucoup de collègues qui font des produits exceptionnels, qui par exemple, je vois que vous êtes dans un pays de production fruitière, qui font des glaces avec les fruits. C'est très beau. Vous aimez aussi les glaces en Italie. Bah c'est vrai, ils sont buonissimi. Donc des paysannes qui transforment des glaces, qui vendent sur le marché des jus de fruits, qui vendent des produits vraiment exceptionnels. Donc elles ont une capacité, une grande capacité aussi à l'innovation. Un ruolo molto particolare è che le donne stanno manifestando una grande capacità di innovare anche i prodotti dell'agricoltura. In particolare faceva riferimento al fatto come qui che c'è una forte produzione di frutti, le donne hanno sulla la produzione di frutti hanno iniziato la produzione di gelati che hanno avuto un ottimo riconoscimento qualitativo o anche altri prodotti di qualità ma assolutamente originali. Io posso aggiungere personalmente un altro esempio nell'allevamento da latte, anche lì produzione di gelati direttamente venduti in azienda con macchine italiane e con un corso di formazione fatto dagli olandesi. Con les glaces soit chez vous, soit en Normandie, où il y a les glaces de lait avec des machines italiennes et d'entraînement bizarre. Alors ça c'est le côté sympathique. Questa è la parte simpatica. Mais dans la réalité, pour participer à la création ou à la construction de nouveaux systèmes sociaux, il faudrait qu'elles-mêmes soient reconnues dans le métier qu'elles font. Or, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elles soient partout reconnues. Il y a encore beaucoup de problèmes de statut pour les femmes, de statut social. Une femme paysanne n'a pas le même statut qu'un homme. Elle n'est pas un homme et chef d'exploitation. Elle est souvent collaboratrice. Au mieux, quand elle parfois n'a pas de statut, pas de retraite. Sì, diciamo, quello di prima era la parte buona, adesso vediamo le parti, no, la realtà un po' meno entusiasmante. Sicuramente per la costruzione di un nuovo sistema sociale c'è bisogno anche di essere riconosciuti in modi e termini completamente diversi. C'è un problema anche formale di statuto sociale delle donne. Per esempio si parla del coltivatore diretto, del capo d'impresa uomo. Le donne al massimo sono coadiuvanti agricoli. Dice, spesso non sono neanche quelle, anche se passano tutta la loro vita in azienda. Quindi c'è un problema di cambio dello statuto sociale se vogliamo cambiare il sistema sociale. E questo ancora è lontano di essere fatto. Voilà, alors finalement, enfin, je vais juste conclure parce que je vois les petits signes devant moi. Ci sono segni che mi dicono che devo tagliare, insomma. Pour pouvoir participer à la création de nouveaux systèmes sociaux, il faut, je pense qu'il faut réellement que les textes, que les lois permettent réellement la parité. Moi je ne sais pas si c'est une position nationale de la Confédération paysanne, mais tant pis, moi c'est la mienne. C'est pas grave, je me lance, ce n'est pas grave. Et en même temps faire tout pour que, toujours la même histoire, qu'elles aient les mêmes droits, les mêmes revenus, voilà, et surtout que l'ensemble de la société soit présente autour pour qu'elles puissent exercer leur métier de manière la plus confortable possible. Parce que pourquoi les femmes sont parties du monde rural? Parce que quand vous travaillez, et moi ça a été mon cas par exemple, heureusement que j'avais ma belle-mère pour engager 3 enfants, nous avions à la ferme 5 enfants,
pas de système de garde. Les enfants rentrent à l'école à 6 ans. Donc heureusement que nous avions les grands-parents pour aller promener le landau et la poussette dans la campagne, pour pouvoir travailler. Parce que la place aussi dans la ferme, la place des femmes dans la ferme, c'est aussi le travail. C'est le travail, le revenu, etc. Donc il faut pouvoir avoir cet environnement social qui facilite aussi la vie des paysannes. Parce que la vie est facilitée en milieu urbain, mais en milieu rural, pas toujours. Voilà. Donc c'est beaucoup d'éléments, beaucoup de travail en perspective encore pour les femmes. Merci. Allora, cerchiamo di essere concreti e non so se questo la Confederazione Paesana ha scritto da qualche parte come la sua posizione, ma questa è la mia su cui io baso le mie battaglie. Ritengo che le leggi debbano effettivamente riconoscere in tutti i sensi la parità, effettivamente nel senso effettivo, quindi non anche concreto. Quindi bisogna che riconoscono alle donne gli stessi diritti, alle donne contadine gli stessi diritti, lo stesso reddito. E poi quello che serve è un appoggio di tutta la società, perché come donne si possa continuare a fare questo lavoro. Faccio solo un esempio personale, no? Io ho 3 figli e c'erano 5 ragazzini nell'azienda. Andavano a scuola, bisogna andare a cercare, bisogna andare a prendere. Se non ci fossero stati i nonni, io non l'avrei potuto fare, avrei potuto fare questo lavoro in maniera completamente diversa, forse non avrei potuto fare per niente. Ma questo è un problema della vita in campagna, non solo un problema delle donne, è un problema speciale, importante, fondamentale di condizioni di parità per le donne. Se non c'è un ambiente rurale in cui si possa avere questo tipo di sostegno, perché in verità nell'ambiente urbano, bene o male, molte di queste cose vengono risolte, bene o male, ma in campagna non c'è niente, quindi non c'è nessuna struttura che accoglie i ragazzini. Se non ci sono i nonni che portano a spasso sopra una carrozzina, non c'è nessuno che lo fa, quindi lo fanno i nonni, lo faccio io. Quindi perché come donna a me aspetta lavorare fuori nei campi, però poi anche occuparmi dell'economia e poi pure comunque bisogna occuparsi dei ragazzini. E quindi questo apre un campo di lotte e di iniziative molto ampio e per il momento c'è molto lavoro da fare. Bene, grazie a tutte e a tutti per questa prima parte così ricca. Pensavamo adesso di fare 10 minuti di pausa, così diamo il tempo a loro di scendere. Se volete, qui fuori ci sono delle macchinette del caffè, oppure appena usciti dal chiostro ci sono 2 bar. Vi chiederei di stare nei 10 minuti, così poi abbiamo anche il tempo per il dibattito. Grazie. Bene, ben ritrovati, ben ritrovate, e ci avviamo alla seconda parte della mattinata. È stato un'ora molto intenso e anche molto interessante. E io sono Antonella Vita, faccio parte del gruppo TILT, quindi sono una collega di Federica e di Lucia. TILT significa Territori in Libera Transizione. Diceva stamane Federica che è appunto un gruppo interdisciplinare e interuniversitario che però non vede soltanto universitari, quindi ricercatori e ricercatrici al suo interno, ma anche persone liberi ricercatori e libere ricercatrici. E in quest'ottica anche di condurre delle ricerche lì dove si è e nel lavoro che si fa, abbiamo anche pensato di dedicare la seconda parte della mattinata ad ascoltare esperienze che ci sembrano significative, in parte per buona parte di persone giovani ma anche di persone adulte, che hanno, diciamo, un radicamento locale nell'esperienza locale, ma tengo molto a precisare, anche per dare una continuità con la prima parte della mattinata, che sono esperienze che sono già globali, e non lo dico in forma retorica, ma credo che abbiano la potenzialità, questo verrà fuori, diciamo, dai racconti. Abbiamo chiesto delle narrazioni, quindi dei racconti di esperienza, perché in qualche modo è un modo per riconoscersi
muoversi e riconoscere anche dei collegamenti che si stanno tessendo a partire da dove si è, ma con istanze, questioni, discussioni, dibattiti che sono molto oltre il locale. E mi verrebbe da dire che, citando Edgar Morel, che si tratta di costituire quella sorta di solidarietà con la terra di cui lui parla, di riconoscersi come abitanti e parte di una terra patria, quindi di qualcosa che ci radica assolutamente al di dove siamo, ma anche che ci mette in connessione con altre parti del mondo, su istanze che sono istanze condivise, che naturalmente non è che sono le stesse istanze, ma sono istanze che hanno dei forti punti in comune e che hanno anche, propongono in qualche modo anche una visione critica sul mondo e che riparte però non da assunti astratti e teorici, ma che si riscrive proprio a partire dall'esperienza concreta, quotidiana, con le scelte che personalmente le persone si fanno e che quindi come dire, hanno la potenza e la potenzialità della concretezza, una concretezza che però è sempre anche abbinata ed è sempre in circolo con una riflessione, con un portare anche uno sguardo critico propositivo sul mondo. Ci tengo, ed è questa anche la ragione per cui non solo pratici e ricercatori stanno insieme riproducendo, diciamo, una solita dicotomia, chi pensa e chi fa, non è questo. Penso che le esperienze che stiamo presentando pensano e fanno, non è che fanno senza pensiero, c'è molto pensiero nelle esperienze che ascolteremo. Brevemente, non abbiamo un ordine da rispettare, direi che chi si sente per parlare, magari Andrea, che siamo amici, potrebbe cominciare Andrea Taglioli, che presenta l'esperienza giovane ma già molto significativa dell'azienda agricola La Folla Garosa, che tra l'altro in parte amichevolmente mi vede, diciamo, amica, e vorremmo stare sui 5-7 minuti in modo da poi lasciare lo spazio per il dibattito e anche perché ci sia ancora lo spazio dell'attenzione. Grazie. Ciao a tutti, io sono Andrea della Folla Garosa. Noi abbiamo iniziato il nostro progetto, inizia a fine estate del 2013, quando un gruppo di persone, una decina, si mettono insieme con l'idea di affittare della terra per coltivare della verdura, degli ortaggi, con l'obiettivo di renderci autosufficienti dal punto di vista alimentare e di coltivare del buon cibo, sostanzialmente biologico, e quello che ci accomuna già dal 2013 è una visione medesima della vita, una vita insieme, una vita nella sobrietà, e quindi eliminando il superfluo e, diciamo, tutti quegli spunti che la nostra società input che ci dà e che noi a cui non teniamo. Scegliamo di affittare la terra al Lazzareto, è una zona vicino alla città, alle porte, 4-5 km, in un contesto rurale e paesaggistico, perché è proprio lungo gli argini del fiume Adige. E scegliamo quel luogo anche perché è un luogo dove la speculazione edilizia era presente, dove una società, addirittura fuori Verona, voleva e vuole ancora costruire un centro, un polo sportivo, in realtà è un pretesto poi per costruire volumetrie e edifici, ecco, di varia natura, tra residenziale e lo sportivo però. Quindi per noi l'agricoltura anche in quel luogo lì è un presidio del territorio, un modo per difendere la nostra terra e dove crescere appunto il nostro cibo. Inizia così parallelamente anche un orto comunitario in cui alcuni
fanno parte tutti quelli del nostro gruppo e si avvicinano anche amici e alcuni aderenti al gas locali, e dove inizia un'esperienza di agricoltura che ci dà buoni frutti e ci fa crescere la nostra passione, diciamo, per questo approccio orticolo, diciamo. E da questa esperienza di orticoltura poi nasce anche la volontà di proseguirla e di ampliarci, e alcuni di noi si impegnano e praticamente creiamo questa società agricola. Le motivazioni sono quelle che abbiamo già sentito dalle esperienze precedenti, dagli interventi precedenti. E le motivazioni sono sicuramente la nostra passione per l'agricoltura, per crescere, per autosostenerci, facendo un'agricoltura sana, biologica, che prende spunti anche dall'agricoltura biodinamica e dalla permacultura. La nostra idea di horticoltura, agricoltura, è sicuramente un distacco, diciamo, rispetto all'agroindustria. Quindi la nostra idea è un'agricoltura a basso impatto ambientale, dove non si usano mezzi meccanici o si usano proprio poco, ecco, dove si coltiva a mano e si coltivano frutti e ortaggi di stagione. Inoltre anche c'è questa cosa che secondo me è fondamentale, che si vede un po' in tutti gli altri settori, cioè il fatto di accedere a un reddito giusto che significa: io lavoro per me, con il mio lavoro posso sostenere la mia famiglia, posso sostenere anche altre famiglie, e il frutto del mio lavoro mi dà un reddito che secondo noi è giusto, ecco, non è speculativo, non va a incidere sulle vite altrui, cioè incide in maniera positiva, ecco. E quindi dall'estate scorsa praticamente inizia tutto questo percorso, anche che ci vede poi costruire una sorta di economia di relazioni sul locale con i movimenti contadini, quindi anche ci affacciamo, diciamo, al mondo di Genuino Clandestino, che è un movimento, una rete di contadini, neocontadini e invece contadini che già da tempo sia sul mercato, biologici. Comunque magari dopo avremo lo spazio anche di raccontare questa cosa. Ecco, ho detto un po' tutto. Dal 2015 faremo la nostra idea poi di, come dire, di società agricola è di fare la vendita diretta, e quindi faremo dei mercatini, probabilmente il sabato e un giorno per settimana, lì nei pressi del Lazzaretto. E come ho sentito anche in precedenza, anch'io nella mia piccola esperienza, le problematiche che ho avuto, che sto sostenendo adesso, è sicuramente una burocrazia che ti impedisce di vivere sereno e lavorare. Ho avuto ad esempio con l'INPS un problema, perché ho chiesto di iscrivermi come coltivatore diretto e loro sostengono che io invece sono un imprenditore agricolo, ma io coltivo personalmente la terra, la coltivo a mano, semino gli ortaggi, cioè semino, aro la terra, l'ariamo attraverso la trazione animale, ad esempio, e pratichiamo anche altre tecniche che ci permettono di lavorare, insomma,
senza l'uso di trattori e altre cose. La burocrazia sicuramente, come tutti voi ben sapete, credo che sia la cosa che ci ostacola di più in Italia. Anche i paletti, ad esempio, sulla trasformazione dei prodotti che derivano dalle nostre coltivazioni, cioè è una cosa incredibile. Dovresti avere un laboratorio, dovresti avere un sacco di licenze, piuttosto che... Cioè, questo ci mette veramente in difficoltà. Mentre secondo me una politica giusta sarebbe quella di aprire, diciamo, questa possibilità, o la possibilità di consorziarsi ad esempio con altri agricoltori, di fare uno scambio lavoro tra i contadini, una cosa che è sempre avvenuta nel passato, che ci si trovava la domenica in 10 contadini ad esempio a tirare sulla rete del campo, e la domenica successiva ci si trovava in un'altra azienda per scambiare, insomma, questo lavoro, e questo ci aiuterebbe molto, ecco. E l'altra cosa che secondo me è fondamentale, che se ne parla tantissimo in questo momento, sono i semi, e diciamo sì, il fatto di poter acquistare semi più o meno certificati, ma semi di qualità fondamentalmente, cioè il fatto anche di poterseli raccogliere di anno in anno e poterli scambiare, non per l'uso privato come dice la legge, ma anche proprio per l'uso commerciale fondamentalmente. Tante cose si potrebbero fare secondo me, e secondo me questo dibattito può aiutarci a tirare fuori punti per una politica nuova, una politica per i contadini, non per le agroindustrie, non per i grossi, quelli che ci schiacciano, insomma. Cioè, noi contadini secondo me dobbiamo lavorare nel locale, dobbiamo portare cibo alle persone, cibo di qualità, ecco. Mi colpiva, faccio soltanto una piccolissima chiosa. Stamane i relatori e le relatrici hanno parlato di questo bisogno di un cambio culturale che viene poi concretamente sperimentato, e anche in questa esperienza secondo me molto forte l'importanza e la centralità delle persone, delle comunità e anche delle reti di reciprocità. Prima tu parlavi di questa pratica di aiutarsi mutualisticamente. In Brasile questa pratica ha un nome, si chiama Mucirao, ma anche in Italia in varie regioni ha un nome, quindi anche il riproporre delle reti di reciprocità e di mutuo aiuto secondo me è molto interessante ed è una risposta molto efficace. Lascerei adesso la parola a Vittorio Bertelloni, Terra Viva, che leggerà il suo intervento. Grazie. Buongiorno a tutti, io vi vorrei portare una delle esperienze in Terra Viva, della quale sono molto orgoglioso e della quale mi vergogno, a seconda del punto di vista. Vi spiego. 4 anni fa è nata, io non ero ancora lì, Terra Viva, con un gruppo di agricoltori, anche di non agricoltori, per cercare di sostituire un prodotto di viticoltura che si chiama cloropirifos, che è terribile, contro certo tipo di insetto, con la confusione sessuale, cioè non era sostenibile di affrontare questo problema. All'inizio è piuttosto costoso questo sistema, si tratta di 100-150 euro di spese in più a ettaro. Si sono riuniti una cinquantina di contadini in una certa zona, in San Floriano. Scusate, non ho fatto una premessa, noi operiamo in Valpolicella, che è una delle zone agricole più ricche d'Italia. Sì, scusatemi. Allora, Terra Viva opera soprattutto in Valpolicella, zona viticola, una delle più ricche d'Italia e sicuramente d'Europa. Nonostante questo, questo discorso partito di collaborazione dal basso dei 50 contadini, che poi l'anno successivo si è ampliato, dopodiché il terzo anno è finalmente arrivato al consorzio Terravini, che noi avevamo chiesto il suo intervento già da tempo in quanto istituzione
faceva orecchie da mercante, alla fine sono arrivati loro e oggi siamo a 1.500-1.700 ettari, che è circa il 50% del territorio. Tutto questo in 4 anni, quindi un grandissimo successo che è stato additato come un successo di un'iniziativa, scusate se continuo a accelerare, un'iniziativa dal basso di noi contadini. Il modello organizzativo non era faccio tutto mi e voi eseguite, no, te contadino in quella zona pensa te a coinvolgere i vicini, eccetera, eccetera. Quindi era un modello a stella. Quindi molto orgoglioso insieme a tutti i contadini che hanno iniziato questo lavoro, ma mi vergogno, perché è possibile che una cosa del genere, che è additata come una delle prime cose che ha avuto più successo nel campo agricolo, guardiamo cosa succede in Sud America. Questa è la norma da decine di anni che i contadini insieme fra di loro si coordinano, parlano insieme, eccetera. Quindi mi vergogno perché noi siamo indietrissimo. Forse, questa è una mia considerazione personale, il problema è che forse siamo troppo ricchi noi contadini, in Valpolicella, perché probabilmente in altre zone più povere questo può spingere di più la collaborazione fra noi contadini. Un'altra considerazione che volevo fare inimicandomi metà delle persone che sono qui dentro, alla signora Deliziosa Francese. Noi di Terra Viva abbiamo cercato, ma non ci siamo ancora riusciti, di andare a coinvolgere le mogli dei contadini o i contadini. Perché? Perché voi donne, allora, io sono anche contadino, noi contadini ragioniamo tutto sommato, devono entrare i soldi, dov'è che risparmio, dov'è che ragiono, poi qui dentro ci sono dei contadini che invece hanno una visione completamente diversa. Le donne invece ragionano pensando ai loro figli, quindi il biologico, per esempio, che da noi è pochissimo usato in Valpolicella, si conta su due mani chi fa biologico. Le donne, pensando ai figli, hanno un orizzonte temporale più lungo e quindi fanno dei bilanci non dove risparmio oggi. Faccio biologico, mi costa di più oggi, però la mia terra per i miei figli sarà una terra che ha molto più valore, che produrrà molto meglio, staranno meno male i miei figli, eccetera. Noi uomini non abbiamo questo orizzonte temporale, esclusi gli uomini presenti, che così non faccio. Sì, mi sembra molto politicamente corretto, bravo. No, io sono contadino, sì, però attenzione, noi che cerchiamo il biologico, poi Claudio vi parlerà come alle prove, avremo presto un incontro con le associazioni dei cittadini, con diretti, tutta questa gente qui. A me sentire parlare dei francesi mi ha fatto accaponare la pelle, perché da noi è una cosa completamente diversa, noi terreno ricco in Valpolicella, Verona, eccetera, perché noi ci dovremo confrontare con i sindacati dei contadini per cercare di avere dei regolamenti di polizia rurale diversi che difendano il biologico, che difendano le case dei vicini, che difendano le scuole, invece che andare a trattare dentro il parco giochi dei bambini con i diserbanti, eccetera, eccetera. Quindi ancora siamo lontani anni luce rispetto ai francesi, dove addirittura hanno dei sindacati di persone come i contadini che ci sono qui oggi. Ma voi, quindi ci aggiungo un po' anch'io, siamo delle pecore nere, no? Siamo dei cigni neri, cioè siamo delle persone rare ancora. Allora il mio tema è come fare, non so la risposta, come fare a che il contadino torni a essere contadino. Uno di noi di Terra Viva a un certo punto dice: noi contadini siamo degli spacciatori di fitofarmaci. Marcello Varone, cito la fonte, ha ragione, siamo dei distributori di fitofarmaci, chiuso, non abbiamo più la cultura. Scusate questa digressione. Grazie, io lascio le parole.
Darei adesso la parola a Claudio Zanelli di Aveprobi, che anche lui ci porta un'esperienza molto interessante di un'associazione che ha anche un rilievo proprio su queste tematiche. Ecco, sono contadino biologico della Lessigna, faccio parte di un'associazione che si chiama Terra Gentile, piccoli contadini biologici appunto della montagna veronese, e di Aveprobi, che è l'associazione veneta dei produttori biologici e biodinamici. Ecco, leggerò, diciamo, l'intervento lo leggerò perché ho litigato con la dialettica e poi non vorrei perdermi troppo, quindi scusate, ma un po' lo leggerò, ecco, c'è la traccia che ho avuto qui. Ecco, quindi come Aveprobi, che è un'associazione territoriale veneta, quindi locale qui della regione veneta, raggruppa più di 300 aziende. Per la maggior parte sono piccole aziende contadine a conduzione familiare. Praticare l'agricoltura biologica, tra le altre cose, è anche una risposta efficace in mano ai piccoli contadini per contrastare il processo di accaparramento di terre da parte delle grandi imprese multinazionali. Perché noi riteniamo che l'agricoltura biologica è la risposta più efficace? Perché è un'agricoltura contadina che salvaguarda il patrimonio agroalimentare, presidia e tutela il territorio, produce cibo sano rispettando i cicli naturali, conservando la biodiversità, rispettando la terra, l'ambiente, l'anticultura. Abbiamo sempre un problema di Troppo forte? Lentamente. Ah, perché sennò non vorrei sforare il tempo. No, vai in traduzione. Ecco, rispettando la terra, l'ambiente e gli equilibri sociali propri di ogni comunità. Garantisce l'accesso alla terra ai contadini, rafforza le economie locali fatte di relazioni e percorsi condivisi tra i produttori e i cittadini. Lo stretto rapporto di collaborazione che c'è con il gas, che anche noi riteniamo un elemento molto importante, e la cosiddetta filiera corta, di cui poi ne parlerò più avanti. Ecco, in riferimento a quello che è emerso nel convegno di oggi, Aveprobi è consapevole che queste partite si giocano in primis nei palazzi del potere, sia nazionali che europei. Due tendenze dominanti stanno trasferendo a soggetti privati, gruppi mondiali, industriali, commerciali e finanziari, la cui finalità è il profitto, esclusivamente il profitto, il potere di decisione in materia di semi, cioè tutte queste decisioni sui semi non sono dei contadini, pur essendo di semi, ma sono di questi poteri. Da un lato i brevetti, che danno ai loro detentori il diritto privato di uso esclusivo dei semi, dall'altro i trattati bilaterali e multilaterali di liberalizzazione del commercio e degli investimenti, tipo il TTIP di che si è parlato appunto nell'intervento di questa mattina. Quindi appoggiamo e partecipiamo, come Aveprobi, attivamente a tutte quelle azioni politiche messe in atto per contrastare efficacemente il varo di leggi, norme e decreti che le scelte politiche economiche, asservite agli interessi di questi, cercano di far passare. Ci riferiamo in particolare alle scelte nefaste della legislazione legata ai semi, contro il brevetto delle sementi e la conseguente apertura verso le sementi OGM. Non si può affidare alle logiche dei grandi oligarchi agroalimentari mondiali la proprietà e il controllo della terra e dei semi. Nelle borse dei semi devono decidere sul valore e la varietà delle sementi. Questi sono un bene comune dell'umanità, affidati direttamente ai contadini, che ne sono i custodi e i responsabili, secondo le regole giuste stabilite dalle comunità umane. Insieme ad altre associazioni del settore, convergenti nella rete dei semi rurali, di cui siamo parte, partecipiamo alle iniziative miranti a modificare la legislazione italiana sulla proprietà dei semi e la direttiva europea sulle sementi e gli OGM e opporsi alle proposte della Commissione europea in materia di regolamento sul commercio dei semi e,
all'approvazione dei trattati commerciali e sugli investimenti in corso di negoziati bilaterali ed internazionali. Sulla scia di queste scelte politiche Aveprovi di conseguenza ha attuato strategie operative e produttive in atto da alcuni anni. In particolare, sul discorso dei semi abbiamo attivato la filiera corta dei cereali antichi, il corso pratico per l'autoproduzione delle sementi e stiamo partendo, insieme alla rete semi rurali e ad altre associazioni del nostro territorio, con il progetto La Casa del Seme. Tutti progetti comunque strettamente correlati tra loro. Il progetto della filiera corta dei cereali antichi si propone di creare una filiera corta di pane bio mediante il recupero e l'utilizzo di antiche varietà di cereali scelti in base alla loro storia nel territorio veneto e alle loro caratteristiche organolettiche e nutrizionali: farro monococco, frumento piave e canove, che erano, diciamo, coltivazioni tipiche prima della famosa rivoluzione verde, tipiche qua della regione veneta. Era uno dei più grossi produttori di cereali, adesso il cereale praticamente è sparito qua nel Veneto. L'uso di queste antiche varietà permette di recuperarne il patrimonio genetico, rivalutare coltivazioni perdute perché poco adatte alle tecniche industriali di panificazione e riportare sulle tavole dei cibi buoni ma dimenticati. L'ultima fase della filiera è formata dai gas e dai singoli consumatori, ai quali si chiede di essere attori all'interno del progetto, non per il semplice fatto di consumare del cibo, ma piuttosto nell'aiutare a scoprire ed apprezzare le grandi qualità alimentari e ambientali dei cereali proposti. La coltivazione e la strutturazione di questa filiera, avendo un carattere sperimentale, è in continua evoluzione e ampliamento sia nel rapporto tra i singoli attori che nelle varie fasi di produzione. Il corso pratico per l'autoproduzione delle sementi. Come accennato sopra, uno dei problemi che colpiscono direttamente il piccolo contadino, e in modo particolare chi pratica l'agricoltura biologica, siamo quelli più colpiti dalla legge sementiera, perché abbiamo delle restrizioni ancora maggiori rispetto al convenzionale. Sono le ristrette normative sui semi, emanate più per favorire le grandi ditte sementiere che il piccolo contadino biologico. Queste norme restrittive pesano come un macigno su noi contadini, portando quasi inevitabilmente all'utilizzo di poche varietà di sementi, varietà comunque manipolate fortemente dall'intervento dell'uomo, riducendone la qualità, tipo gli ibridi. Adesso si va tutto avanti a forza di ibridi, tra poco poi arriveranno ancora peggio gli OGM, anche se sono già arrivati, riducendo le qualità tipiche ed uniche che la biodiversità della natura ha creato in ognuna di esse. Le attuali norme impediscono o comunque rendono macchinosa e complicata la libera circolazione di questi semi. Per assurdo ne è vietata la vendita e l'acquisto anche diretto anche tra i contadini. Non possiamo, cioè se io produco dei semi non posso venderlo a un altro, assurdo, però non lo posso fare, c'è il penale addirittura. Queste leggi capestro stanno portando inevitabilmente alla progressiva ma inesorabile scomparsa del grande patrimonio della biodiversità sementiera. Il corso ha proprio lo scopo di dare all'agricoltore gli strumenti necessari per potersi riprodurre in proprio qualsiasi tipo di sementi. Quindi è un corso proprio pratico perché ci sono delle tecniche per poter avere anche dei semi che abbiano una certa resa conservativa. La Casa del Seme. Lo so. Ce la faccio veloce. Ecco, la terza iniziativa è la Casa del Seme. Gli eventi politici e economici che stanno caratterizzando le scelte amministrative in questi ultimi anni hanno messo in discussione anche la possibilità di sopravvivenza di alcuni istituti pubblici, fra i quali l'Istituto Strampelli di Lonigo, che è un istituto di genetica e sperimentazione agraria fondato nel 1954 a Lonigo. Era praticamente un istituto veramente eccezionale sotto questo punto di vista, a supporto della cerealicoltura locale di tutto il territorio veneto, perché lo Strampelli era e rimarrà nella storia l'istituto sementiero di riferimento in Veneto, Friuli e Trentino per la tutela e la conservazione della germoplasma cerealicolo del Veneto. Attualmente presso l'istituto sono conservati più di 500 tipi
di semi tra mais, di qualità tra mais, frumento e altri cereali minori di varia provenienza. Questo patrimonio genetico rischia di andare perduto, cioè verrà chiuso tutto e tutto andrà perso. Questo è un problema che ai politici non ne frega assolutamente nulla. Una delle poche risorse. Allora, l'idea nostra è questa, di entrare al posto della provincia che lo sta chiudendo, no? E di partire con un progetto di valorizzazione e salvaguardia di questo patrimonio, coinvolgendo numerose realtà agricole della regione e non solo. La proposta parte dai presupposti accennati prima, che ha come obiettivo il coinvolgimento della nostra base associativa, cioè i nostri soci di Ave Probi, nel progetto di riproduzione e moltiplicazione e messa in produzione di parte delle varietà presenti allo Strampelli. Quindi cercare di non farne un museo di semi o una banca dei semi, ma proprio di riportarla, diciamo, attivamente nel territorio, e partendo dalle loro trattabilità, variabili caratteristiche pediclimatiche del nostro territorio. Quindi l'idea è di costituire una casa del seme in linea con ciò che in Francia ormai da anni stanno facendo. La casa del seme allo scopo di raccogliere, catalogare e distribuire in piccole quantità il seme che i vari produttori moltiplicano per poi farlo rientrare e ampliare nella filiera corta dei cereali e non solo. Adesso quindi, ho finito. A questo proposito un'ultima cosa, volevo dirvi che sabato 14 marzo ci sarà la giornata del seme, cioè una giornata in cui diverse associazioni, diciamo, organizzano, in cui si parlerà per una giornata intera, si parlerà di semi, di OGM, di trattati e di tutte queste cose. Ci saranno persone esperte, sarà proprio una giornata informativa e controinformativa, si parlerà dell'Expo, altro problema grosso, no? del fatto che l'Expo sta diventando semplicemente una carrellata delle grandi industrie agroalimentari e basta, usando il discorso alimentazione, in realtà presentano i loro prodotti e così via. Quindi si parlerà un po' di tutte queste cose, sarà una giornata anche di festa, ci sarà la possibilità di degustare cibi prodotti con questi semi. Dove, quando? Allora, il 14, sabato 14 marzo, presso l'Istituto Alberghiero dei Stimatini in Borgo Trento, e ci sarà Massimo Angelini, fondatore della Rete Semi Rurali, che è un'organizzazione molto importante che lavora in questo. Ci sarà Riccardo Bocci, che è un ricercatore sempre della Rete Semi Rurali, molto esperto su queste tematiche. Ci sarà il professor Tamino, che è un professore dell'Università di Padova, sul discorso degli OGM. Ci sarà Monica De Sisto del TTIP, che è, diciamo, il Noti TTIP, che è questa, diciamo, azione contro il TTIP, e così via. Quindi poi ci sarà appunto lo scambio dei semi, si farà questo scambio dei semi, mostre delle scuole su appunti critiche sul discorso dell'Expo e così via. Allora, avete preso nota di questo appuntamento importante, che è appunto un modo per continuare i discorsi ma anche per fare festa insieme. Adesso lascio la parola a Marco Pettenella, che ci parlerà dell'esperienza rivolta in debito. Buongiorno a tutte e a tutti. Devo dire che mi trovo in grande sintonia con quanto è stato detto finora, e questo mi fa sentire anche meno alieno rispetto agli altri relatori, dal momento che io non sono contadino, mi occupo di tutt'altro, anzi della burocrazia che prima giustamente criticava Andrea. Riguardo al debito, è un collettivo nato 3-4 anni fa attorno appunto ai temi dell'economia, della crisi, del lavoro e del debito pubblico. E riguardo al debito fa parte di una rete che si chiama Comunia Network, che in sintesi è un progetto politico e sociale che cerca appunto di connettere pratiche fuori mercato, percorsi di riappropriazione e autogestione, e che cerca di contribuire anche alla costruzione di un'alternativa a quello che abbiamo chiamato durante tutta questa mattinata sistema economico dominante, che è appunto il capitalismo,
tramite l'auto-organizzazione e la pratica della democrazia diretta. All'interno di questa rete che si chiama Comunia ci sono realtà come la fabbrica occupata e autogestita dagli operai di Rimaflo, di Perezzano sul Naviglio, e ad esempio l'associazione migranti Nezzanet di Bari. Cito questi due esempi perché concretizzano quello che vorrei cercare di dirvi, dal momento che hanno in maniera direi quasi naturale aperto la strada anche a questi ragionamenti sulla terra, sull'autoproduzione e sulla sovranità alimentare, in stretta correlazione con Genuino Clandestino, SOS Rosarno, tant'è che il famoso limoncello della Rimaflo viene prodotto con i limoni di SOS Rosarno, e con la fattoria senza padroni di Mondicci. Tutto questo in una pratica di mutuo soccorso solidale e concreto tra soggetti che sono stati schiacciati dalla crisi e che cercano in qualche modo di riappropriarsi di quanto è stato loro tolto. Attorno, diciamo, a questa costituenda rete ci sono appunto tanti e diversi temi, quelli dell'opposizione all'Expo di Milano, dell'opposizione al trattato di libero commercio tra Stati Uniti e Europa e dell'opposizione alla grande distribuzione organizzata, proprio anche in un ragionamento che cerca di creare una sorta di connessione, un spazio fuori mercato di scambio di prodotti agricoli e autoprodotti. A Verona, per venire a noi, il percorso nasce sostanzialmente da una relazione di conoscenza personale e politica tra Rivolta e Debito, tra chi sta seguendo e si sta avvicinando al percorso di Genuino Clandestino, Andrea e Silvia ad esempio, e tra coloro che da anni organizzano il gruppo di acquisto sociale Gigi Piccoli, che ha, diciamo, nel suo specifico la cura particolare del rapporto diretto tra il consumatore e il produttore. Noi abbiamo fatto finora pochi incontri, infatti quando Lucia Bertelle ci ha invitato abbiamo detto ma forse è un po' presto, però in realtà diciamo che anche questo contribuisce un po' a sviluppare il percorso. Noi ci troviamo presso l'Associazione Culturale La Sovilla che si trova vicino a Porta Vescovo, e la prima volta che ci siamo riuniti, qualche settimana fa, anche noi ci siamo trovati di fronte a un complesso intreccio di temi diciamo, strettamente interconnessi tra di loro. Perché parlare di agricoltura, di terreni e anche di opposizione all'Expo e al TTP porta a parlare di città, periferie, terreni agricoli per l'appunto, salute, lavoro, grandi opere, quindi la TAV, delle sementi, della sovranità alimentare, eccetera, eccetera. Ci siamo quindi trovati anche noi nella condizione di dover sostanzialmente definire un percorso che ci consentisse di non impazzire tra tanti e diversi rigoli. E quindi in qualche modo abbiamo deciso di assumere la campagna No Expo come traccia del nostro lavoro, denunciando quello che a Milano ormai stanno facendo già da anni, cioè che nell'esposizione universale si può riscontrare quello che è il paradigma del sistema capitalista che pretende di nutrire il pianeta e invece lo distrugge, che pretende, diciamo, di farsi il trucco e invece vedrà proprio nell'Expo 2015 una cementificazione selvaggia, l'aumento del debito pubblico che poi viene usato per praticare le politiche di austerità, lo sfruttamento del lavoro e della precarietà e la presenza, come è stato giustamente ricordato anche prima, di multinazionali come la Monsanto, e io aggiungo anche della compagnia di Stato israeliana Mekorot, che è una delle principali responsabili, diciamo, della sottrazione dell'acqua ai palestinesi. Come seconda cosa, e concludo, abbiamo anche scelto di rafforzare e aiutare la proposta politica del gruppo di acquisto solidale Gigi Piccoli, e quindi cito una serie di appuntamenti
che hanno dato inizio insomma, al nostro percorso. Domani c'è appunto presso il GG Piccoli, poi qua fuori ci sono i volantini, un incontro, una chiacchierata su autocertificazione presso Sorgente tra i piccoli produttori insomma, della zona, quindi chi fosse interessato a partecipare ovviamente non solo può essere presente, ma anche prendere contatti con Silvia o con Francesca e Lucio. Il 1° marzo, che è appunto la prima domenica del prossimo mese, terremo un incontro con dei milanesi della campagna No Expo, e quindi tratteremo questo tema, e tra l'11 e il 12 aprile tra diciamo, la Sovilla e i GG Piccoli ospiteremo Genuino Clandestino per parlare e conoscere meglio anche questa realtà. Chi fosse interessato, per essere diciamo, più concreti, abbiamo la nostra riunione operativa e organizzativa martedì prossimo, 3 febbraio alle 19:30 presso la Sovilla, che è in salita Santo Sepolcro 6B. Io vi ringrazio e concludo. Anche per questa bellissima energia che ci hai trasmesso, e adesso concluderei dando la parola a Mario Spezia, Associazione di Carpino, e poi concludiamo questa parte e apriamo il dibattito. Prego, rimaniamo sempre sui 5-7 minuti. Io dico 2 parole molto velocemente su un fenomeno che è molto collegato ai discorsi che abbiamo fatto finora e un po' anche è molto significativo di come è stato utilizzato il nostro territorio per fare un certo tipo di agricoltura. Il fenomeno a cui mi riferisco in inglese si chiama land grabbing, ma in pratica è, in termini molto più semplici, è quella forma di accaparramento dei terreni che via via sottrae piccoli appezzamenti a piccoli proprietari e li raduna nelle mani di grandi proprietari. Questo fenomeno qui, che noi abbiamo un po' studiato, quando dico noi intendo la redazione di veramente.org, della quale faccio parte e della quale fa parte, cioè, ci conosciamo più o meno tutti quanti, insomma, stiamo lavorando su queste cose da anni, per cui insomma un po' abbiamo radunato delle informazioni. Molto velocemente, cos'è successo a Verona? Durante la prima metà del secolo scorso il territorio collinare era coltivato in maniera intensiva. Ci sono le fotografie di Eugenio Turi e c'è tutta quanta, sono una serie di trattati che spiegano molto bene la situazione. Si trattava di piccole proprietà oppure di grandi proprietà coltivate in regime di mezzadria, quindi con una coltivazione molto diffusa e con un altissimo impiego di manodopera. Strade, capezzani e sentieri avevano una funzione vitale all'interno di questo sistema di coltivazione. Ogni tratto della mappa di queste strade aveva un nome, una storia, dei segni di riconoscimento, dei diritti noti a tutti e da tutti rispettati. Con il dopoguerra il fenomeno dello spopolamento delle colline subisce un forte incremento, sia per lo spostamento di molti veronesi nei quartieri periferici della città, sia per il forte sviluppo dell'agricoltura intensiva, con l'impiego di mezzi meccanici e di concimi chimici. Negli anni 60 e 70 le colline vengono abbandonate. In questi decenni iniziano a costituirsi delle nuove ricchezze. Spiego molto velocemente una serie di passaggi che naturalmente andrebbero spiegate molto meglio. E che queste nuove ricchezze guardano con un interesse diverso alla zona collinare, sia per la sua appetibilità paesaggistica e sia per i prezzi stracciati dei terreni abbandonati. È la stagione delle villette in collina che in pochi anni vanno a modificare in maniera irreversibile il paesaggio delle Torricelle e della Valpolicella. E lì si dovrebbe parlare di tutto il sistema di recinzione, di chiusura dei sentieri, di sviluppo degli annessi rustici che via via modificano completamente sia l'aspetto e sia l'utilizzo di questo territorio. Con gli anni 90 prende piede nella nostra provincia l'industria del vino, inteso non più come prodotto artigianale frutto
della cura nel campo e della perizia in cantina, ma come merce da piazzare sul mercato globale secondo le leggi del marketing e del management. I prezzi dei terreni sono ancora molto interessanti. Molte famiglie di ex coltivatori si sono durante questi anni disintegrate, hanno perso qualsiasi tipo di interesse per i terreni agricoli e preferiscono vendere piuttosto che affrontare le divisioni ereditarie. Entrano in campo gruppi industriali veri e propri, gruppi finanziari, speculatori vari e società coperte da prestanome, e insieme tutta questa gente acquistano tante piccole proprietà oppure grossi lotti di terreno, intervengono con ruspe e frese modificando in maniera pesante la conformazione dei terreni e delle colline e distruggono paesaggi, strade, sentieri, sorgenti, prati aridi, marogne, muretti a secco, capitelli, alberi monumentali, siti monumentali, trasformando alla fine territori ricchi di biodiversità in insulse spianate piantate a vigneto secondo la moda californiana. E gli esempi li conosciamo tutti, quindi non li cito. Lo stesso fenomeno è avvenuto nello stesso periodo e sta tuttora avvenendo sulle colline moreniche del Basso Lago. E una serie di lottizzazioni hanno coperto 3 fasce successive che circondano tutto quanto il Basso Lago. Attualmente si stanno attaccando le zone umide ancora più arretrate con delle grandi lottizzazioni che vengono fatte decollare sistematicamente in computer con i politici locali. La conseguenza di tutte queste operazioni è che il territorio viene massacrato da interventi agrari che modificano in maniera pesante sia il paesaggio sia la conformazione dei terreni. Le diverse monoculture, in questo caso parliamo di vigneti, comportano quasi sempre un pesante utilizzo di pesticidi con il conseguente avvelenamento dei terreni, delle falde e dei prodotti agricoli. Spariscono i sentieri, le capezzaglie e gli sterrati che attraversavano le proprietà e questo comporta la perdita dell'utilizzo collettivo dei sentieri. E ci sarebbe da fare anche un'altra osservazione che molto bene aveva messo in evidenza Alberto Taioli. No. Andrea Taioli. Scusa un attimo, la trovo subito, che aveva messo in evidenza Alberto Ballestiero, che è qui presente, e che notava come circa 30 anni fa gran parte delle colline boscate della Val di Lasi, Val Tramigna e Val d'Alpone erano state denudate per far posto alla vite. Ho avuto modo di constatare che pochissimi agricoltori seguivano criteri di corretta coltivazione delle pendici collinari. Quasi tutti piantavano filari col sistema a ritocchino, cioè ortogonali alle curve di livello, anche su pendenze che superavano il 20%. Ciò comporta il veloce ruscellamento dell'acqua meteorica verso valle con conseguenze disastrose per la stabilità dei versanti. E questo molto velocemente per dire che c'è anche un problema idrogeologico che è stato molto ben evidenziato negli ultimi anni con frane e allagamenti anche molto gravi. E questo perché? Lo diciamo perché la gestione del territorio e questo tipo di agricoltura proprio non vanno d'accordo, nel senso che questo tipo di agricoltura tende a distruggere un assetto del territorio che per centinaia di anni aveva retto e anche bene, e che invece adesso più passa il tempo e più mostra delle gravi criticità. Ripeto, le frane e gli allagamenti di questi ultimi anni poi alla fine diventano un costo che si rovescia completamente sui cittadini, perché richiedono ulteriori tasse e ulteriori investimenti per andare a riparare dei danni che sempre più gravemente avvengono. Ci sarebbe da fare anche un discorso importante, e qui cito un documento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che lo leggo così, è molto più veloce.
D'altra parte, questi habitat, sta parlando degli habitat collinari, ospitano una notevole ricchezza biologica e rappresentano una componente non trascurabile della biodiversità. Essi hanno inoltre una peculiare funzione ecologica e un elevato interesse scientifico. A questi valori si aggiungono spesso significati culturali e paesaggistici non trascurabili. Di conseguenza, una gestione conservativa di questi ambienti è in molti casi auspicabile e doverosa. La messa a cultura di questi terreni può comportare in primo luogo una radicale eliminazione della vegetazione erbacea spontanea e di conseguenza il depauperamento e la banalizzazione della comunità animale presente. Inoltre, gli interventi di dissodamento del terreno, di concimazione e di irrigazione artificiale alterano profondamente le proprietà strutturali e chimiche del suolo e le condizioni microclimatiche del substrato. Questo per dire che questi continui interventi, questi pesanti interventi che sono stati fatti negli ultimi 20 anni e che continuano ad essere fatti sulle colline per sostituire il bosco o il prato arido con impianti di vigneti, comportano un impoverimento e una distruzione di tutta questa ricchezza biologica che è di un'importanza che non viene mai citato, non viene mai preso in considerazione, ma che è invece dal punto di vista conservativo di una importanza fondamentale. Vi vorrei leggere, per ricollegarmi ancora a discorsi fatti prima, un articoletto, cioè un capoverso di un articolo pubblicato dal giornale L'Arena il 29 gennaio, cioè 3 giorni fa. Allora, qui si parla di, viene presentato le aziende agricole, dei finanziamenti che la Regione Veneto ha stabilito per le aziende agricole. E si parla nello specifico del programma di sviluppo rurale 2014-2020. Che è stato presentato dall'assessore regionale, eccetera, eccetera. La trattativa con il governo è stata serrata e abbiamo portato a casa 1 miliardo e 184 milioni di euro. Mi sono spiegato chiaro? Da spendere in 6 anni, ha esordito l'assessore all'agricoltura, 134 milioni in più del precedente programma 2007-2015. Vorrei farvi notare un semplice collegamento. Questi finanziamenti vanno di pari passo con le elezioni regionali. Cioè, fra 3 mesi ci saranno le elezioni regionali. Con questi soldi ci si compra i voti. Di questi soldi ai contadini che hanno parlato questa mattina non arriva praticamente niente, perché sono tutti soldi che vanno a finire, sappiamo benissimo dove. E danno un'altra piccola frase, no? Di questo 1 miliardo e 184 milioni, 850 milioni sono destinati alle aziende agricole. Parliamo quasi solo di aziende legate al vitivinicolo. Perché sebbene negli ultimi 7 anni sia aumentato del 4% il prodotto interno lordo nel settore agricolo del Veneto, questo non si è tradotto in aumento del reddito delle imprese. Dunque è a loro che ci rivolgiamo, eccetera, eccetera. Cioè, penso che sia più che sufficiente per capire il concetto. Grazie. Bene, grazie anche dell'essere stati abbastanza nei tempi, perché altrimenti l'attenzione è veramente molto difficile, poi veniva sacrificato totalmente tutta invece la parte del dibattito. Noi ci teniamo molto adesso ad aprire le domande, vi chiederei adesso, lasciamo nuovamente il posto ai relatori e raccogliamo un po' di domande sia sulla prima parte che sulla seconda parte.